Sì, lo stavo vedendo. Buonasera a tutti. Dai che ci sistemiamo per cortesia, sono già le 7:12 e iniziamo il Consiglio Comunale. Come sempre salutiamo chi ci sta seguendo da casa perché, come sapete, è trasmesso via webcam. Questo non è un nuovo consiglio, è il proseguio del consiglio di ieri sera, quindi non ci sono, partiamo dall'ottavo punto. Io ho solo una comunicazione da dare e non ci sarà la consigliera Bertilla Bravo perché oggi in giornata è scomparsa la mamma e quindi gli facciamo le condoglianze, un abbraccio forte. Prego, consigliere senatore. Sì, perdonate, innanzitutto buonasera a tutti. Non è una comunicazione, ma visto l'evento tragico che ha colpito la nostra amica Bertilla Bravo, mi sembra doveroso innanzitutto porgere le condoglianze a nome di tutti e volevo anche comunicarvi ripeto, non è una comunicazione, però mi sento di farlo, perdonatemi se è fuori luogo. Mi sento di comunicarvi un suo sentimento che riguarda la mancanza dell'hospice a Portogruaro. Lei si è molto rammaricata in questi giorni e ha avuto anche tutta una serie di problemi per questo periodo, quindi auspico che tutti ci si possa dare da fare affinché l'hospice di Portogruaro venga riaperto in tempi molto celeri. Credetemi, il problema non è stato da poco, anzi è stato molto rilevante. C'è anche questa sofferenza interna delle persone che non riescono ad accompagnare in maniera, non so usare il termine, mi capite, i familiari che si stanno avvicinando alla morte, ancorché rapidissima, quella della mamma di Bertilla, comunque sempre di un periodo tragico si tratta. Mi sento di comunicarvelo perché in questi giorni Bertilla l'ha detto diverse volte, ha citato diverse volte questo argomento. Scusate, non era in tema, ma questa è. Grazie Presidente. Grazie consigliera, quindi ci uniamo di nuovo al dolore della Bertilla. Poi comunico anche il ritardo dell'assessore Dalben che mi ha avvisato che aveva alcuni minuti di ritardo. È arrivato anche il consigliere Terenzi, lo salutiamo e do comunque la parola al sindaco per l'appello, prego. E al sindaco, al segretario, chiedo scusa. Non ho il sindaco. Buonasera. Florio Favero. Arreghini Silvia. Presente. Barbisan Leonardo. Bertoncello Antonio. Bravo Bertilla, assente giustificata. Dalla Bona Paolo. Rigo Irina. Mascarin Gastone. Morsanuto Angelo. Pizzolito Mario. Ret Maria Teresa. Rodriguez Riccardo. Senatore Maria Teresa. Stival Renato. Terenzi Marco. Vindigne Andrea. Zanutto Alessandra. Come ho detto prima è il proseguio del consiglio di ieri sera, quindi rimangono gli stessi scrutatori che sono i consiglieri Bertoncello, Morsanuto e Zanutto. Arriviamo quindi all'ottavo punto, all'ordine del giorno, variazione di bilancio ed applicazione quota avanzo vista in sesta commissione il 24 giugno, pareri revisori giunto nella stessa giornata. Prego Presidente di Commissione, grazie. Grazie Presidente. La delibera è stata valutata in Commissione, riguarda un contributo da parte della Regione Veneto per la messa in sicurezza dell'area ex prefosfati e nonché la ridefinizione dell'importo per quanto riguarda i lavori di manutenzione e un paio di importi pari di 35.000 euro circa, di 35.000 euro, che sono uno a favore il progetto per fare il progetto del sottopasso del ciclo pedonale che collega il capoluogo alle frazioni ovest e uno di 35.000 euro per quanto riguarda l'adesione a un protocollo con il consorzio di bonifica per delle opere di idrauliche. Grazie. Grazie Presidente.
come avevo chiesto anche ieri sera, per cortesia, vi autorizzo anche, se serve, a rimanere seduti, però parlate vicino al microfono perché ci hanno raccomandato che se no si fa fatica a sentire. Quindi io apro il dibattito su questo punto, se c'è qualche intervento. Scusi, ho perso io il filo un attimo, Presidente. L'ottavo punto. Sì, è l'ottavo punto, è la proposta di consiglio, la numero 92. Sì. Grazie. Sì, 92. C'è qualche intervento? Consigliere Bertoncello, prego. Buonasera, ma al di là della delibera, è possibile sapere dal Sindaco, al di là della denominazione area laghetti, che è abbastanza non definita, almeno noi non eravamo abituati a chiamarla così, a cosa si riferisce, quali sono i luoghi della perfosfato che sono interessati a questa bonifica? Era solo... Buonasera, è l'ultimo lotto di bonifica della perfosfati, quindi quelle che erano le vasche di decantazione, di lavorazione della perfosfati, quindi i laghetti di decantazione, dove le stratigrafie storiche che abbiamo agli atti individuano uno spessore di ceneri perite abbastanza importanti, ad andare verso l'accesso. Quindi contiamo con questo importo di riuscire a chiudere la bonifica di tutta l'area. A sud, fra diciamo, l'edificio e il volpare, perché il parcheggio di via Stadio in realtà sì, fino al canale Volpare. Consigliere Terenzi, a lei. Sì, no, niente, solo per dichiarazione di voto. È indubbio che qui c'è una delibera articolata, ma è dominata dal contributo di 3.734.000 che derivano da risorse che la Regione ha messo a disposizione per il completamento di opere relative alla rigenerazione urbana nel territorio, e quindi è una delibera che credo non si possa che accogliere. Noi però nel dichiarare il nostro voto favorevole rispetto a questa delibera vorremmo riprendere e sollecitare nuovamente il Sindaco ad avviare in via propedeutica, se vogliamo, ma anche in via sistematica, cioè attraverso anche l'istituzionalizzazione di una commissione ad hoc. Ne avevamo parlato tempo addietro e anche il Presidente, se non ricordo male, aveva dato una disponibilità a valutare la nostra richiesta. Noi preavviso il Presidente, ribadiremo la necessità di questa cosa, perché ora c'è un finanziamento legato alla bonifica, bene, ma questa realizzazione sappiamo tutti che non è compiuta, ed è una realizzazione che dovremo in qualche misura proporre, immagino, nell'ambito anche delle risorse che arriveranno, credo, con una tempificazione diversa, ma arriveranno entro questi anni rispetto al Recovery Fund, rispetto al PNRR, e da allora non possiamo più avere incertezze sulla destinazione, ad esempio, e sull'utilizzo di questo importante virgolette contenitore. Per cui nel annunciare il voto favorevole a questa delibera, però al tempo stesso richiamiamo la necessità di una sede
di approfondimento e di dialogo istituzionale e nella comunità, all'interno della quale ci siano anche persone con una competenza acclarata e ci siano anche possibilmente gli stakeholders che in qualche modo si sentano direttamente interessati o cointeressati allo sviluppo dell'area e anche al completamento di questa opera. Ecco, quindi questo è un po' il nostro pensiero. Grazie, consigliere Terenzi. Consigliere Bertoncello, prego. Volevo un po', ieri sera c'è stato nel corso del dibattito sul sottopasso di Summaga, ci sono stati degli interventi che alla fine il signor Sindaco non ha risposto. Abbiamo chiuso il Consiglio e rispetto a tutte le questioni che sono state poste dal Consiglio il signor Sindaco non ha avuto la possibilità di rispondere. Il consigliere senatore ha dato la sua disponibilità, se non ho capito male, al signor Sindaco, rispetto a questo riferimento, di poter dare tutte le informazioni necessarie e le attività che si sono svolte nel corso della legislatura passata per addivenire alla soluzione del sottopasso di Summaga, che pare di capire erano diverse da quelle che vengono proposte o si ha intenzione di fare in questa legislatura. A me piacerebbe avere su questo un po' di più certezza e un po' più di chiarimenti, nel senso che questa variazione di bilancio prevede un importo di 35.000 euro per lo studio di fattibilità delle alternative progettuali dell'opera. E questo, voglio dire, al di là delle considerazioni che noi facciamo, che se questo era l'intendimento, era uno studio da dare forse 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, o perlomeno in contemporanea con la realizzazione dei 2 tronconi della pista ciclabile. Quindi sarebbe interessante che anche il Consiglio sapesse bene quali sono le reali intenzioni, se intende lavorare su 2 percorsi, adesso ce n'è un altro, mi pare di capire, di qualche cittadino professionista che ha fatto un'altra proposta, non lo so se l'abbiamo ricavato dalla stampa anche noi, purtroppo spesso e volentieri le informazioni non seguono le vie istituzionali. Quindi su questo tema ci interesserebbe capire come ci intende muovere. Ci si intende muovere su 2 binari, nel senso che si va avanti sullo studio di fattibilità per raggiungere l'obiettivo di fare il sottopasso ferroviario. Si cerca un'altra soluzione parallelamente a quella che mi pare faceva riferimento il consigliere senatore ieri sera. Sono 2 quesiti che ci interesserebbe capire, insomma, sostanzialmente, perché altrimenti voi sapete che un sottopasso, ormai per esperienza, i sottopassi quando si relaziona con le ferrovie, i 4 che si sono avviati e finanziati tanti anni fa sono ancora lì, almeno 3, e adesso pare da dichiarazioni fatte dal signor Sindaco che a giorni dovrebbero riprendere anche i lavori. Quindi, per non farla lunga, io credo che ci interesserebbe capire, insomma, qual è la strada che intendete seguire per congiungere i 2 pezzi di piste ciclabili, e questo è uno degli argomenti e chiarimenti che volevo fare. L'altra questione che riguarda anche il ragionamento che abbiamo fatto ieri sera, i 35.000 euro per la progettazione degli interventi per poter aderire al protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica, per poter realizzare degli studi di fattibilità, per poter accedere ai contributi del PNRR, o secondo me manca qui dentro un pezzo, cioè nel senso che se noi facciamo questi studi, questa progettazione
finalizzati a questo, a me risulta che il consorzio di bonifica sta già lavorando e predisponendo degli interventi su contributi del MIT, che è il Ministero delle Infrastrutture, se non ricordo male, e ci sono già delle risorse deputate e hanno anche già definito alcuni interventi urgenti di questo territorio e alcuni ne mancano. Quindi per avere un quadro generale anche su questo argomento io credo che il Consiglio debba essere informato sull'attività che sta facendo oggi il Consorzio di bonifica, anche a prescindere dagli atti formali, perché sappiamo tutti, che il Consorzio di bonifica ha a disposizione, se non ricordo male, chiedo venia se non sono puntuale, un centinaio di milioni per interventi sul territorio e sta predisponendo i vari interventi rispetto alle emergenze, le urgenze, eccetera. Allora, se noi riuscissimo a capire o essere informati su quali sono le priorità del Consorzio rispetto a questi interventi di sicurezza ambientale, e sapessimo anche a che cosa si riferisce questi progetti, va bene 35.000 euro, ma per che cosa? Non c'è dubbio che noi abbiamo, l'amministrazione ha definito quali sono i progetti e le urgenze per poter accedere poi ai contributi. Questa variazione dice solo che si dà un incarico, ma non specifica per che cosa. Normalmente uno dice, bene, io prevedo delle risorse per fare progetti di fattibilità perché voglio accedere ai contributi per risolvere questo problema che è un'emergenza idraulica. Di questo pezzo credo che ci manchi e credo che il Consiglio abbia la necessità di avere su questo le informazioni più adeguate possibili, insomma, ecco. Mi fermo qua, poi eventualmente. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere Stival, prego. Grazie Presidente. Il consigliere Bertoncello bene ha fatto a puntualizzare questa forma un po' strana di comunicazione attraverso gli organi di stampa di imprenditori che offrono un progetto o un'alternativa senza evidenziare chi sono. Cioè, sinceramente, credo che se uno è un imprenditore non abbia nessuna difficoltà a dire anche chi è e che cosa fa nella propria vita. Altrimenti chiunque può presentare un'idea e allora a questo punto potremmo essere qui a discutere di centinaia di proposte. Quindi sarebbe opportuno sapere anche se è stato presentato un progetto vero e proprio, chi sono queste persone che hanno presentato e che intenzioni hanno. Grazie. No, grazie consigliere Stivala. Io proprio a proposito di questo, siccome l'aveva citato anche la consigliera Reghini ieri sera, ho fatto le verifiche, non c'è protocollato nulla. Quindi prego sul sindaco. Allora, qual è l'indirizzo dell'amministrazione per quanto riguarda il sottopasso per congiungere il tratto di pista ciclabile che va dalla Viale Cadorna verso Summaga? Non c'è un secondo tratto adesso in progetto che va dalla ferrovia a Summaga o a Lison o a Pradipozzo. Il tratto si ferma alla ferrovia e quindi noi abbiamo messo, proprio perché il progetto è un progetto che prevede più di 1,5 milioni di spesa, quindi va fatto un progetto di fattibilità e su quel progetto di fattibilità cercare i contributi che possono essere regionali o europei addirittura, oppure trovare una forma di unione con la RFI che però nei colloqui, anche trattando sullo spostamento della tratta centrale che verrà fatta entro il 2029 di 10-15 metri verso nord di tutti i binari, noi abbiamo chiesto la mitigazione ambientale su questo fatto e loro sono stati dubbiosi sul fatto che si possa mitigare a 3-4 km di distanza, però si è aperti sul fatto di discuterne, quindi sarà nostra cura approfondire l'argomento nel momento in cui ci sarà una prima presentazione di una bozza di progetto per quanto riguarda lo spostamento proprio dei binari per l'alta velocità, che non è un'alta velocità dei 300 km all'ora,
ma è un'alta velocità di 200 km all'ora e devono ovviamente far sì che il raggio di curvatura, che è molto stretto in quel tratto, subito dopo la stazione ferroviaria, venga aumentato. Quindi per quanto riguarda la direzione che ha questa amministrazione sul sottopasso è progetto di fattibilità e quindi i 35.000 euro, fatto il progetto ricerca dei finanziamenti su livelli superiori e poi fatto il sottopasso inserire nel triennale successivo o nel triennale anche attuale con degli switch anche la pista ciclabile Summaga-Portoruaro. Altre soluzioni per adesso non ce ne sono venuti 3 cittadini ma non erano 3, non si sono dichiarati progettisti, si sono dichiarati cittadini di Portoruaro e quindi nell'ascolto abbiamo appurato che l'idea loro era quella di non fare un tratto che collegasse Portoruaro-Summaga diretto attraverso il sottopasso, ma cercando di deviarlo verso sud e quindi attraversando il Reghena attraverso un ponticello. Ma questa è un'idea, io ho la piantina, quello non è un progetto, il progetto è quando lo si fa con i canoni della progettazione. Questo non è un progetto, è un'idea su un foglio di carta A4 in cui c'è un percorso pedonale e un percorso ciclabile disegnato con una matita gialla e rossa. Questo fa parte delle proposte che fanno i cittadini, ben vengano, l'amministrazione però deve avere idee chiare su quello che dobbiamo fare, quindi la soluzione è quella diretta per ora. Poi se nel corso dei prossimi mesi riusciremo a trovare un'altra via, che non è facile perché anche in quel tratto il ponticello dovrebbe essere attaccato alla ferrovia con grandi problemi di rischio per quanto riguarda il passaggio. Sono tutte cose da verificare, non siamo in questo momento, non riusciamo a rispondere su questa proposta perché non l'abbiamo valutata proprio perché ci sono troppi punti di contenzioso. Lo stesso sottopasso che dovrebbe collegarsi al sottopasso, il sottopasso inizierà, se inizia a luglio-agosto e finirà fra 1 anno e mezzo, anche qua è molto labile come proposta e come scelta, quindi tutto da valutare. Quindi il progetto non c'è, è solo un'idea fatta proposta da cittadini con un colloquio con il sindaco, ma niente di più. Per quanto riguarda i 35.000 euro che abbiamo messo a disposizione del Consorzio di Bonifica, questo sì, perché 35, non ho sotto mano ma ricordo 35, e 35 è su progettazioni per realizzazioni pari a 3,5 milioni. La lista delle priorità date dal Consorzio di Bonifica per luoghi, eccetto la zona di Pradipozzo che ha un capitolo di spesa a parte perché ha già un contributo segnato, la priorità adesso l'ingegnere ve la elenca. Sono interventi coerenti e presenti nel piano delle acque, quindi già nella programmazione dell'ente, come è corretto che sia, in parte già attuati negli anni, e l'individuazione di quelli ritenuti più urgenti sono questi: il bacino Busatte, adeguamento delle reti urbane, tombinamento Canale Sigari a sud e a nord di Viale Trieste, il bacino Palù Nuovo con adeguamento sempre delle reti urbane, l'asse fognario con tombinamento del Rambruschi e rete fognaria comunali via Arno e via Po, bacino afferente al canale Volpare, adeguamento della minazione sui fossati a monte e a valle di via Colombo gravanti sulla rete fognaria, bacino afferente al Summaga esterno, risezionamento e laminazione dei fossati minori compresi fra via Franca e la strada regionale Postumia. Quindi questi sono gli interventi che, se passa la variazione, verranno proposti alla Giunta Comunale come approvazione del protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica. È un contributo di
35.000 euro che viene dato al consorzio. Il consorzio mette a disposizione propri fondi per, meno altrettanti penso, per contribuire alla progettazione. Per loro logicamente vale sull'intero territorio del consortile e comporta poi interventi che sono a carattere generale. Hanno urgenza di partire, in realtà stanno già partendo con la definizione dei capitolati di gara per la ricerca del professionista. Proprio oggi mi ha telefonato il consorzio anticipandomi che mi girerà, non è arrivato oggi, penso domani, la bozza di capitolato per attendere le nostre osservazioni e poi partire. Grazie Ingegner. Sì, scusa, la costruzione della studio di progettazione da parte del Consorzio Bonifica è valido, perché altrimenti non riusciremo mai ad affrontare la progettazione tramite esterni o interni nostri, ovviamente interni ancora di più. Approvato la variazione di bilancio, sarà nostra cura estendere tutto questo elenco a tutti i consiglieri per eventuali osservazioni in merito. Grazie. Sì, consigliere senatore, prego. Sia la predisposizione all'interno della variazione dei 35.000 euro per la progettazione del sottopasso. Mi sembra anche buona cosa l'interlocuzione che sta avendo il signor Sindaco con RFI per la definizione di eventuali altre azioni da farsi per la realizzazione celere del collegamento con la località di Summaga attraverso il sottopasso. In questo periodo dovrebbe esserci anche in corso o di prossimo avvio la realizzazione del binario di accesso, del nuovo binario di accesso ad Interporto, che potrebbe essere un motivo di discussione, di trattazione con RFI circa la realizzazione del sottopasso. Il nuovo binario che accederà ad Interporto è un binario che si costituirà ex novo e sarà parallelo a quelli già esistenti. Quindi io direi che potrebbe essere un motivo, un argomento di discussione maggiore. Poi volevo dire che mi sembra, vado a memoria, però ricordate, scusate tante cose non le ricordo magari neanche bene, sarà l'età. Mi sembra che in altri casi le opere di mitigazione non siano sempre state nelle immediate vicinanze, quindi forse RFI usa anche questi argomenti per evitare magari di dire subito di sì, magari ricordando che alcune volte le cose sono già state fatte, probabilmente si addiviene ad una soluzione più celere. E quindi io credo che i cittadini di Summaga saranno sicuramente molto lieti di cogliere che l'intera amministrazione comunale è nelle condizioni di guardare con grande attenzione alle loro esigenze di avere un percorso che conduca i bambini a scuola in maniera più rapida, gli anziani verso il centro di Portogruaro senza passare in quel pericolosissimo cavalcavia che ricordo è nato, se non sbaglio, nel lontano 73, quindi di strada ne abbiamo già fatta, di strada pericolosa, quindi dovremmo mettere sul piatto anche questo con RFI. Invece volevo chiedere, Ingegner Bonora, purtroppo ero un attimo disattenta, tra i progetti del consorzio di bonifica che avete proposto, o che il consorzio di bonifica ha proposto, perché tra l'altro c'è già nel loro piano, e credo che anche il rappresentante della conferenza dei sindaci, l'architetto Gasparotto, all'interno del gruppo del CDA di Consorzio di Bonifica possa renderci anche maggiori informazioni. Tra i progetti previsti, non sono stata attenta, mi perdoni, le chiedo, è contemplato il tombinamento del canale, come quello via Villa Storta, vicino alla Cadoro, è previsto anche quello? Perché ricordo che su quella fossa, no, è un canale, su quel canale noi siamo riusciti a far inserire l'allargamento dell'immissione, ma c'era una promessa da parte del Consorzio di Bonifica di andare verso il tombinamento completo. Siccome i cittadini della zona lo stanno aspettando, dico, secondo me, a farla corta da 20 anni, forse sarebbe il caso di stimolare, non so se mi sono spiegata, ma non sono... È proprio quello di via Villa Storta. Sì. Quindi magari se per caso non ci fosse sarebbe il caso di dire a RFI che va a rivedersi i nostri documenti vecchi, perché già una bozza di progetto c'era. Quindi anche
secondo me qualcosa di più di una bozza di progetto, era contestuale all'allargamento dell'immissione da via Palazzine. Ha presente quel lavoro? Quindi direi che sarebbe proprio il caso di spingere in quella direzione i cittadini della zona, e tanto che lo chiedono, ma veramente tanto, e soprattutto in relazione all'immissione in corpo idrico superficiale, a parte che si andrà verso una definizione diversa degli scarichi da parte di LTA. Comunque finché non sarà completata tutta la rete di scarico, gli scarichi della zona finiscono tutti quanti lì, e non è che d'estate sia proprio il massimo, tenuto conto che anche gli sfalci dell'erba lungo le sponde rimangono lì. Le immagini in questo periodo cosa c'è? Quindi magari, se già non ci fosse, bisognerebbe ricordare al Consorzio di Bonifica che qualcosa aveva già promesso. Non c'è comunque adesso. Bravo. Grazie. Grazie consigliera, magari potrà rientrare nelle nostre osservazioni che faremo magari se c'è sto percorso. Se non ci sono altri interventi, il secondo intervento, sì, prego. Io credo che sia doveroso e giusto interloquire con RFI, su questo non c'è dubbio, anche se da interlocuzioni più volte fatte, credo anche dal sindaco, perché le relazioni poi si conoscono, è abbastanza difficile per la lontananza che c'è tra il sottopasso di Summaga e quello riferito agli interventi sulla rete ferroviaria, è abbastanza lontano, quindi bisognerebbe fare un'attività, come diceva il consigliere senatore, abbastanza importante e anche abbastanza significativa, perché è abbastanza difficile. Per quanto riguarda il contributo al Consorzio di Bonifica, bene è stato fatto, nel senso che io ricordo che se questo tipo di attività si fosse fatta 2 o 3 anni fa, o 2 anni fa, forse il problema di Val di Pozzo sarebbe stato risolto, nel senso che c'erano le risorse derivanti dalla tempesta Baia che aveva a disposizione il Consorzio di Bonifica, e se ci fosse stato un progetto, presentato nei tempi adeguati, poi so che l'amministrazione è a corso ed è riuscito a presentarlo, ma ormai era troppo tardi, il problema del Val di Pozzo sarebbe già stato risolto. Per quanto riguarda le relazioni, ha fatto bene la consigliera senatore a nominare il presidente, anche a me sfugge il termine, Gasparotto, il quale più volte si è non ho capito. No, Gasparotto, non mi viene il termine. Va bene, dove sono compresi anche i sindaci del Trevigiano, tanto per intendersi, e so che c'è stata anche qualche difficoltà, nel senso che non è stato coinvolto a sufficienza, e solo alla fine di un percorso, la conferenza dei sindaci ha avuto modo di interloquire. Per quanto riguarda invece, mi pare che non sia stato nominato un progetto che era stato definito, eventualmente mi dirà l'ingegner Bonora, con il comune di Concordia per la soluzione dell'incrocio di Levada, e questo consentiva al comune di Portogruaro, con quell'intervento lì e con gli interventi di bonifica che faceva il consorzio, poteva anche fare la pista ciclabile che da Levada andava a Mazzolada, perché la frazione di Mazzolada gravita sostanzialmente su Levada, su Concordia, con i servizi eccetera. Mi pare che questo non c'è. Non c'è, c'è anche un problema banale, che qui banale nel senso sul piano economico, che è quel tratto di via Sardegna che va dalla chiesa fino alla rotonda della Coop, per intenderci. Se voi vedete lì, sappiamo che ci sono dei problemi, c'è dentro, bene, non l'avevo sentito, ma questo è una cosa abbastanza importante. Sull'ultima considerazione che faccio è su via Villa Storta. Io credo che il problema di via Villa Storta sarà forse più di 20 anni, 30 anni,
che si discute, e tutti gli interventi fatti, penso da tutte le amministrazioni, sono stati quelli di interloquire con il Consorzio di Bonifica, con l'ingegner Grego, però è sempre stato posto un problema che quell'intervento costa circa 2 milioni e mezzo di euro, e per poter risolvere il problema c'è bisogno di tombotti 2 metri per 2 metri, e ha detto noi come Consorzio di Bonifica non siamo interessati e non possiamo intervenire, noi lo facciamo nella misura in cui il Comune di Portogruaro trova delle risorse e mette a disposizione delle risorse. Credo però che valga la pena su questo da ragionare, non tanto e non solo per voglio dire, la messa in sicurezza idraulica e tutto quello che comporta quel canale d'estate e anche d'inverno, però lì quella è una strada, ecco perché mi piacerebbe quando parliamo del PUT di ripensare anche questo, perché via Villastorta, se pensiamo che al termine di via Villastorta c'è la piscina, ci sono i plessi scolastici, c'è una utenza importante, voglio dire, dentro via Aldomoro, veramente importante, e quella strada va messa in sicurezza. Ricordiamo sempre che c'è stato qualche incidente, vi ricordo che dove c'è in fianco a Visotto la bicicletta, una persona è morta su quell'incrocio in bicicletta dando dentro il centro ecologico, quindi lì veramente è un problema di sicurezza, di viabilità, di igiene, eccetera. Credo che valga la pena di lavorare sapendo che è difficile, che ci sono risorse importanti, ma quello è, secondo me, è uno dei problemi che l'amministrazione deve farsi carico e tentare, voglio dire, di trovare la strada che non è solo legata alla richiesta dei cittadini, c'è un problema legato al funzionamento della viabilità e quindi attraverso anche il PUT. Se vado a fianco, e finisco, a fianco per andare verso il sottopasso che è chiuso, dove c'è all'inizio di via Aldomoro, tanto per intenderci, c'era anche una convenzione con quelli che stanno realizzando di fronte ai campi di calcetto di fare la pista ciclabile dalla parte opposta. Non si sa perché poi lì alcuni interventi sono stati fatti, altri no, forse qualcosa non è andato neanche per verso il giusto, anche questa cosa va ripresa. Chiedo scusa alla lunghezza, però chiudo, signor Sindaco. Io credo che appena lei avrà il quadro generale, vuol dire, su questa questione del rischio idraulico, io credo che, non so se in una commissione o in consiglio, vada rappresentato i consiglieri, tempi, modalità, risorse e tempificare le modalità di intervento, perché con tutto quello che sta succedendo in questi giorni passati anche a Pordenone con cosiddette bombe d'acqua e robe di questo genere, noi su questa questione è diventata veramente un'emergenza. Grazie consigliere Bertone, prego signor Sindaco. Sì, siccome il tema è importante perché è sentito da tutti, l'acqua in casa non piace a nessuno e ormai le bombe sono all'ordine del giorno annualmente. Ripeto, quando ci sarà l'approvazione in bilancio sarà nostra cura non solo darvelo a tutti, ma poi, fatte le dovute considerazioni per i gruppi, portarle in commissione, nella commissione competente, per poterne discutere e affrontare anche l'eventuale osservazione da fare al Consorzio di Bonifica, perché possiamo switchare un tema da un altro, una via da un'altra, ci sono tanti punti, li affronteremo insieme, proporremo le nostre considerazioni. Grazie. Consigliere, sì, secondo intervento, prego. Sì, sarò velocissima solo per fare alcune precisazioni per essere anche utile alla discussione. E innanzitutto sul ragionamento di Pradipozzo, se non ricordo male, era assessore allora Chisso, mi sembra. No, non tanto recente, diciamo no. No. Allora, no, tanto per precisare, i denari della tempesta Vaia, beh, non importa, non serve, stiamo cercando di essere... Posso confermarlo? Lo confermo. Ognuno fornisce le informazioni che ha, comunque non importa. I denari della tempesta Vaia sono stati forniti al consorzio. Forse. Sì, vabbè, non importa. Era tanto per dare alcuni suggerimenti, alcune indicazioni
se possono essere utili. Beh, questo era un argomento. L'altro argomento riguardava la dimensione del tombinamento del canale in via Villa Storta, e magari invito l'ingegner Bonora a dare un'occhiata, perché un progetto di massima ce l'avevamo già e gli scatolari erano a dimensioni 3x2, quindi c'era già qualcosa un po' più ampio. Rispetto poi sempre al consorzio di bonifica, sono già state realizzate delle opere importanti nella zona della BMW, quindi sapete che già degli scatolari importanti sono stati posizionati in fondo a, com'è che si chiama quella via Romagna, mi sembra che sia in fondo a via Romagna, dall'altra parte verso, quindi alcune opere il consorzio di bonifica in quella zona l'ha già fatto. Si tratta solo di implementare quanto era già in corso, ma credo, ripeto, che il ragionamento su via Villa Storta sia possibile riprenderlo, perché un documento ci dovrebbe essere già proposto dal consorzio di bonifica, se non sbaglio nel 2018 o 2018, inizio 2018 se non sbaglio. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Stival, prego. Sì, grazie Presidente, perché nella discussione che sono emerse sono tutti quanti contributi sicuramente utili a cercare di risolvere i problemi dei nostri cittadini, e questo è il nostro compito, che dovrebbe essere in primis come prima cosa da fare. Io sinceramente non ricordo bene, ma chiederei se è possibile magari fare una verifica sul discorso dell'utilizzo di compensazioni a distanza, perché se non ricordo male il sottopasso del San Nicolò è stato, tra virgolette, barattato con l'opera di mitigazione di via Casali del Taù, che non è che sono proprio così vicine. Grazie. Grazie a voi. Ho visto che ha aperto un po' un vaso di Pandora questa discussione, quindi pregherei adesso rimaniamo nella variazione. Dopo, giustamente come ha detto il Sindaco, ci sarà modo e assolutamente mi impegno anch'io come Presidente del Consiglio per portare l'argomento nelle sedi competenti con documentazione e tutto quello che ne consegue. Quindi se non ci sono altri interventi poniamo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? C'è l'unanimità, quindi nessun contrario e nessun astenuto, quindi anche l'immediata esecutività come prima, tutti favorevoli, grazie. Passiamo ora al nono punto, approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, vista in sesta commissione il 24 giugno, pareri revisori il 21 giugno. Qui ricordo che per questo è un regolamento e quindi in teoria abbiamo tempi doppi come tempistica. Prego Presidente. Sì, grazie della puntualizzazione anche sui tempi, perché l'argomento è piuttosto pregnante e anche abbastanza tosto, e l'approvazione delle modifiche al regolamento dell'applicazione sulla tassa scorto rifiuti. Renato, parla vicino per favore, parla perché mi dicono che tu sei tra quelli che non sentono. La numero 96 che è arrivata, è stata vista anche in commissione. Grazie Presidente. Non arriva più qua? Sì. Aggiungo solo che questa modifica del regolamento si rende necessario per recepire le novità del decreto legislativo 116 del 2020, che dà una nuova definizione di rifiuto urbano, eliminando il concetto di rifiuti assimilati urbani, e dà la possibilità alle utenze non domestiche di uscire a partire dal 2022 dal servizio pubblico. Disciplina quindi la modalità di comunicazione dell'uscita, i tempi e le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, sulle quali, ricordo, comunque gravano la quota fissa. Sono stati poi introdotti due articoli per dare la possibilità al Comune di applicare gli aiuti derivanti e i trasferimenti che deriveranno dal decreto Sostegni bis, aiuti proprio finalizzati a ridurre il peso Tari nell'anno 2021 per quanto riguarda le utenze non domestiche. Per ulteriori chiarimenti, accanto a me la dottoressa Perosa, che ha curato la stesura delle modifiche.
Allegate alla proposta del Consiglio avete visto il testo attuale e le proposte di modifica. Grazie Assessore. Lei, dottoressa, voglio dire, siccome siamo in Consiglio e non in Commissione, almeno di esplicitare quali sono state, non sono molte, ma esplicitare quali sono le modifiche e anche le motivazioni sul piano proprio tecnico, insomma, prima di affrontare l'argomento. Allora, come diceva l'assessore, la necessità di modificare il regolamento è stato ha preso avvio appunto dall'entrata in vigore di questo decreto sull'economia circolare, quindi abbiamo introdotto un primo articolo sulle definizioni, in modo insomma da definire i concetti principali. Poi altre modifiche sono state introdotte, diciamo, con l'occasione, nel senso che c'erano delle modifiche normative che derivavano anche da leggi passate e appunto abbiamo colto l'occasione per modificare il regolamento anche in quei punti. Per esempio sul ravvedimento operoso nel decreto fiscale che era allegato alla manovra di bilancio dello Stato del 2020 era previsto l'introduzione del ravvedimento lunghissimo per tutti i tributi, per cui abbiamo semplicemente sostituito il nostro articolo che prevedeva un ravvedimento di tipo lungo, quindi con un abbattimento di un certo tipo, ma vedendo che appunto il ravvedimento previsto dallo Stato era più favorevole, abbiamo semplicemente recepito questa modifica. Per quanto riguarda poi appunto il decreto sull'economia circolare, abbiamo eliminato dal regolamento tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati agli urbani, perché in questo momento non esistono più, per cui non avrebbe trovato applicazione quella dicitura. Sempre per quanto riguarda poi abbiamo sostituito completamente l'articolo che parla del piano finanziario, perché appunto con l'introduzione del metodo ARERA è cambiato radicalmente sia la modalità di costruzione del piano sia il suo iter di approvazione, motivo per il quale appunto anche qui l'articolo è stato totalmente riscritto. Un'altra modifica che è stata introdotta riguarda la tariffa giornaliera della tassa rifiuti. Questo perché? Perché come se vi ricordate a marzo abbiamo approvato il regolamento sul canone unico patrimoniale e in quell'occasione si è detto che per quanto riguarda il canone unico patrimoniale pagato da chi fa occupazione di tipo temporaneo, la componente relativa ai rifiuti veniva assorbita dallo stesso canone, motivo per il quale anche qui abbiamo semplicemente recepito i dettati della normativa nazionale. Come diceva l'assessore, poi sono stati appunto inseriti l'articolo 25 bis e un comma all'articolo 25 che ci consente appunto di poter utilizzare le risorse che arriveranno dallo Stato proprio per cercare di contemperare gli aumenti sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche, ma in parte anche per quelle domestiche. Quindi poi è stato introdotto appunto anche l'articolo 26 bis che però troverà applicazione concreta solo dal prossimo anno. Questo perché questo definisce e regolamenta appunto l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche che decideranno appunto di gestire in autonomia i loro rifiuti, quindi qui è disciplinata la modalità con cui ci devono comunicare l'uscita, i termini e l'abbattimento tariffario che gli verrà applicato. Quindi ecco sì, queste sono le modifiche principali che abbiamo apportato e che appunto si rifanno alla normativa nazionale con la precisazione appunto che abbiamo cercato di disciplinare in maniera un po' più puntuale le agevolazioni che vorremmo provare ad applicare e allo stesso tempo recepire appunto il decreto sull'economia circolare. Grazie
Ci sono altri interventi? Se può chiudere il microfono per favore, grazie. Se ci sono altri interventi? Se non ci... Consigliere Terenzi, prego. Allora, signor Presidente, noi in Commissione abbiamo compreso la necessità di modificare questo regolamento e lo abbiamo anche colto questa sera, ovviamente. Questa sera, a dire la verità, abbiamo colto alcuni elementi che probabilmente o erano sfuggiti o non erano stati così esplicitati, perché ritengo che ad esempio il tema dell'economia circolare, no? Che la norma sull'economia circolare che impone la modifica del regolamento sia una norma da un punto di vista culturale, da un punto di vista sostanziale di grande interesse. A me personalmente, e chiedo scusa, ma mi era sfuggita sta cosa, non ho avuto tempo e modo di approfondire, ma mi pare di capire che sia il tema dominante del perché si debba andare a modificare il regolamento. No, questo per dire che mentre in precedenti regolamenti avevamo in qualche modo avviato anche in sede di commissione un lavoro di approfondimento piuttosto articolato e anche piuttosto dettagliato, ecco, su questo lavoro, almeno dal mio punto di vista, non c'è stato. Con ciò stesso è evidente che questo regolamento va approvato, insomma, per i ragionamenti che ho detto prima. Ecco, volevo chiedere, prima di esprimere il nostro orientamento di voto, volevo chiedere in ordine agli interventi per alleggerire la tariffa dei cittadini utilizzando i fondi dello Stato. L'assessore ha parlato esplicitamente di utenze non domestiche, la dottoressa poi ha detto in parte anche le domestiche. Potete chiarire un po' meglio questa distinzione, ecco, cortesemente. Se vuole lo affrontiamo nel punto successivo in maniera dettagliata, altrimenti glielo anticipo già adesso, come preferisce. No, va bene. Perché gli aiuti ci saranno sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche. Facciamolo adesso, che quindi completa tutto il ragionamento, e poi prego. Completo adesso? Perfetto, no. Allora, sappiamo che il decreto sostegni bis prevede espressamente dei trasferimenti a favore del Comune per le utenze non domestiche. L'importo esatto non è stato ancora comunicato, ma indicativamente l'IFEL lo valuta in 207.000 euro. E quindi queste sono espressamente dedicate alle utenze non domestiche. Accanto a questo il decreto sostegni bis attribuisce anche ai comuni il fondo di solidarietà alimentare che è stato incrementato rispetto alle previsioni iniziali e che è finalizzato anche alla copertura delle utenze e le bollette. Quindi questo può essere un altro strumento che si può usare per mitigare gli incrementi delle utenze domestiche. Oltre, ma lo vediamo nel dettaglio, l'utilizzo del fondone che è andato a vantaggio di tutti perché è stato utilizzato direttamente a deconto del PEF, ma poi lo vediamo anche meglio. Allora, grazie della spiegazione. Ecco, per le ragioni che ho poc'anzi esplicitato, da una parte, ripeto, necessità di modificare il regolamento, ma dall'altra un approfondimento che a nostro parere in sede di commissione c'è stato relativamente, ecco, nel senso che non abbiamo avuto modo di approfondire razionale e di approfondire anche il dettaglio delle singole norme, ecco, noi ci asterremo. Grazie consigliere Terenzi. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il regolamento. Sì, ovviamente apprezzo il lavoro degli uffici, volevo solo chiedere se fosse possibile avviare una campagna informativa verso i cittadini, perché soprattutto sugli argomenti di pagamento della Tari molti si trovano un po' in difficoltà e
queste nuove modalità penso debbano essere comunicate, quindi magari se voleste avviare attraverso i canali comunali un'informazione sarebbe cosa utile secondo me. Grazie. Comunque preannuncio il voto favorevole del gruppo. Grazie consigliera. Quindi allora pongo in votazione il regolamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 6 astenuti. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo al 10° punto, che è la presa d'atto del PEF 2020 rettificato e del PEF 2021. Sesta commissione il 24 giugno. Chiedo al Presidente e poi all'assessore che vuol completare. Grazie. Grazie Presidente, come lei ha appunto già annunciato, si tratta della presa d'atto del PEF 2020 rettificato e del PEF 2021 che è stato esaminato in commissione e ovviamente, come già era stato preannunciato prima, tutte le ricadute sulle attività produttive e anche sulle persone fisiche, ma soprattutto sulle attività produttive che sono state colpite pesantemente dalla recente pandemia, dalla pandemia in corso. Grazie. Grazie. Prego, Assessore, vuole completare? Sì, sì, certo, se mi A partire dalle slide? Ok. Allora, volevo fare una premessa per condividere con voi l'enorme difficoltà che abbiamo riscontrato noi che abbiamo gestito negli uffici e io assessore il tema della Tari nel 2021. Le complessità davvero sono tante. Attendavamo con ansia una proroga, pare che arrivi oggi la proroga rispetto alla scadenza e ovviamente una proroga che arriva in scadenza non è una proroga ma è una sanatoria a favore dei comuni che non sono riusciti ad arrivare in tempo. Le difficoltà sono state tante e abbiamo già visto in più commissioni che i PEF 2020 e PEF 2021 sono i primi PEF redatti col metodo ARERA. Questo metodo elaborato nel 2019 che si basa su costi efficienti sostenuti dai gestori nei 2 anni precedenti ed esunti da dati certi contabili e rappresentano quindi i costi che gli utenti sono chiamati a coprire. Il grande vantaggio, speriamo almeno, del metodo ARERA è che dà dei criteri uniformi da applicare su tutti i gestori e su tutto il territorio nazionale. Quindi l'intento del nuovo metodo è assolutamente condivisibile. Dove è stata l'enorme difficoltà? Che forse è un metodo troppo complesso, talmente tanto complesso che abbiamo visto in difficoltà sia il Consiglio di Bacino che ASVO. ASVO ha dovuto riprendere in mano tutta la contabilità 2018, 19, 20, 21, perché il metodo ti impone anche di ricalcolare gli anni pregressi. E quindi questo ha portato a dei ritardi nella redazione del PEF, abbiamo visto anche degli errori nel PEF 2020, tanto che oggi siamo qua per prendere atto nuovamente di un PEF 2020 che avevamo già visto a fine dicembre. Ad aumentare le difficoltà, vi devo dire, poi sono le novità legislative del decreto legislativo 116 che è entrato in vigore a gennaio. E ultimo tassello, non certo semplice da gestire, sono tutti gli aiuti e i fondi del Comune a disposizione per ridurre l'impatto degli incrementi del PEF e i fondi che arriveranno dal decreto sostegni di cui non abbiamo ancora l'importo esatto né note metodologiche chiare e precise, perché ci hanno abituato anche a note metodologiche che a distanza di tempo rettificano quello che hanno detto all'inizio. Questo per dirvi che le difficoltà sono veramente tante. Arriviamo oggi rispettando la scadenza, ma arriviamo veramente affaticati. Il Consiglio di Bacino ci ha fornito i PEF definitivi lunedì 14 giugno alla mattina, perché quelli forniti il venerdì precedente sono stati ulteriormente rettificati. A distanza di poche ore eravamo in Consiglio di Bacino per approvarli, quindi veramente difficile gestire. Però nonostante tutto abbiamo cercato come dire, gestire il problema nel migliore dei modi. Ho preparato 2 slide per rendere più chiari alcuni passaggi, perché secondo me forse in commissione non sono stati chiarissimi. Prima di tutto volevo far un
una panoramica anche degli anni precedenti. Questo perché? Perché è importante capire che oggi il PEF che andiamo a approvare è vero che evidenzia un incremento sensibile rispetto al 2019, non solo però questo incremento è determinato da un nuovo metodo che sicuramente appesantisce il PEF, ma anche determinato da un altro fattore, che sono i costi di smaltimento del secco. L'abbiamo visto in commissione, lo smaltimento dei rifiuti secchi, del secco, passa da 140 euro a 170 euro a tonnellata, e questo incide ovviamente nel PEF e ha fatto sì di determinare un incremento. Però che cosa si vede da questa evoluzione? Che nel 2014 avevamo già un valore di un PEF abbastanza elevato, quasi in linea col 2021, che sarà poi in linea con quello che sarà il PEF che andiamo ad usare per fare le tariffe. Siamo a 3,6 milioni. Poi col tempo si è abbassato, per effetto probabilmente di economie che è riuscito a conseguire ASVO, penso almeno io, perché non penso che ci possano essere altri motivi, e adesso si registrano gli aumenti. Aumenti nel 2021 del PEF di 3.783.000, che risente di che cosa? Di un meccanismo veramente articolato anche di conguagli. E mi spiego, nel 2020, non avendo il PEF, sono state applicate le tariffe del 2019, quindi il primo incremento del PEF 2020 e del 2019 ricade quota parte nel 2021. Poi il metodo del metodo ARERA, che ha costretto a ricalcolare i PEF 2018 e 2019, ha evidenziato dei conguagli, e anche questi in quota parte ricadono nel PEF del 2021. Per questo il PEF del 2021 è un PEF anche alto, proprio perché risente, oltre di tutte le condizioni che ho detto, di questo trascinamento di conguagli degli anni precedenti. Devo segnalare che c'è stata almeno un'opera positiva del Consiglio di Bacino, che è riuscita a negoziare con ASVO dei fattori correttivi per contenere questi incrementi. È stato riconosciuto al Comune di Portogruaro la retrocessione di quel famoso fattore sharing al 100%, che è stata un'agevolazione, perché all'interno dell'area ASVO a non tutti i comuni è stato riconosciuto. Questa è stata un'opera di mediazione del Consiglio di Bacino per tentare in quei comuni dove c'erano delle criticità, come c'era nel comune di Portogruaro, di contenere il PEF. Un flash su quelle che sono le tariffe medie del 2019, questo per riflettere anche come parte Portogruaro rispetto al 2019 rispetto agli altri comuni. Questa è una slide che ero preparato in assemblea ASVO. Vediamo che Portogruaro, facendo come riferimento un benchmark di una famiglia composta di 3 componenti su 80 metri quadrati di abitazione, ha una tariffa media di 210 euro, quindi siamo di un 10% più bassi rispetto alla media Tari dell'area ASVO, e di gran lunga più bassi rispetto ad altri comuni. Questo sarà anche una, come dire, non sufficiente consolazione, però almeno partiamo già da un livello tariffario un pochino più contenuto rispetto ad altri comuni. Passiamo alla manovra comunale, e questo secondo me è l'aspetto più complicato da capire, per capire i passaggi e per capire in quali fasi e come e quanto il comune interviene con gli aiuti. Abbiamo detto che partiamo da un PEF 2021 di 3.783.145 e focalizzo che in questo PEF c'è solo un terzo del conguaglio del 2020. Ci sono 2 quote del 2018, se non sbaglio una quota del 2019. Interveniamo quindi con l'applicazione dell'avanzo vincolato, che nasce dal Fondo Funzioni Fondamentali, quello famoso che deriva dalla nota metodologica, e riusciamo completamente ad azzerare l'aumento del 2020, non solo il terzo di quota imputata nel 2021, ma anche i 2 terzi di quota che mi sarei trovata nei PEF successivi, e riesco ad abbassare il PEF da 3.783.000 a 3.624.000. Ritorno perché forse sì, è un passaggio difficile da capire. Non solo abbasso il PEF, ma riesco anche ad azzerare le rate che avrei dovuto rimandare negli esercizi successivi. Questo perché? Perché più rimando quota negli esercizi successivi, più c'è un tema di incrementi di PEF anche negli esercizi successivi. È un'applicazione del fondone, è importante questo, perché la dovevo applicare adesso nel 2021 e riferita al conguaglio 2020. Queste sono le indicazioni della ragioneria. Non potevo
non l'avrei potuto usare in un esercizio diverso. Quindi questo mi consente di abbassare l'incremento e di evitare di trascinarmi dei conguagli del 2020 negli anni successivi. Questo passaggio è chiaro, perché forse è il passaggio più difficile. Questo è il primo step e questo PEF è quello che oggi presentiamo in Consiglio per l'approvazione, e su questo PEF vengono costruite le tariffe. Ma andiamo al passaggio successivo, perché c'è una seconda fase, perché ci sono gli ulteriori aiuti di cui discutevamo prima, che vanno applicati sempre nel 2021. Qui bisogna fare una distinzione, quindi spacchiamo il PEF sulle utenze domestiche e le utenze non domestiche. Sulle utenze domestiche, non domestiche, come vi ho detto, il decreto sostegni bis si è impegnato ovviamente a corrispondere ai comuni dei fondi dedicati alle utenze non domestiche. Purtroppo non abbiamo un importo ancora, ma indicativamente, come vi ho detto, IFEL anticipa 207.000 euro. È un importo rilevante sulle utenze non domestiche, quindi questo ci consentirà di intervenire riducendo la quota variabile. Noi stiamo ovviamente lavorando, facendo delle simulazioni per capire dove arrivare, come arrivare, che criteri applicare, e delle indicazioni le avete viste nel regolamento. La volontà è quella di determinare delle riduzioni della quota variabile in funzione del periodo di chiusura. Però su questo aspetto, a parte che attendiamo l'importo ufficiale, io l'ho già anticipato delle associazioni di categoria, ci confronteremo con le associazioni di categoria, perché è giusto che capiscano anche loro il nuovo metodo e capiscano anche loro e condividiamo con loro i criteri per applicare questo ulteriore aiuto. Ricordo che l'anno scorso il Comune di Portogruaro ha già applicato degli aiuti sulle utenze non domestiche per oltre 80-90 mila euro, quindi gli aiuti è riuscito ad azzerare la quota fissa e la quota variabile, sì, sulle utenze chiuse. Andiamo sulle utenze domestiche. Vado sulla slide successiva, perché lo sforzo che stiamo facendo con gli uffici è a tutti gli effetti fare delle simulazioni delle tariffe concrete, puntuali, su casi specifici, perché così ci rendiamo conto se ci sono stati aumenti e in quali fasce ci sono state. Questa slide mostra una simulazione prima degli ulteriori aiuti. È la situazione senza applicare ulteriori eventuali aiuti sulle utenze domestiche. La cosa importante che si nota subito è che su nuclei familiari unipersonali non si hanno aumenti. È un numero di utenze tra l'altro altissimo, 3.338. Nuclei familiari di 2 persone abbiamo un aumento annuale di 10 euro. Siamo sotto, si vede? Altrimenti faccio chiudere la luce. Si vede? Sotto? No, se volete che facciamo chiudere la luce. Quindi su nuclei familiari di 2 persone una differenza di 10 euro, siamo sotto l'euro al mese. Nuclei familiari di 3 persone, aumenti di 15 euro in un anno, quindi meno di 1,5 euro. Le prime 3 fasce sono le più numerose, quindi sulle fasce più numerose di utenze o non abbiamo aumenti o abbiamo incrementi di aumenti fino a 1,5 euro al mese. Quindi in questo modo si è riuscito, secondo me, a contenere l'impatto. Dove si ravvisano degli aumenti? Sulle nuclei familiari molto numerosi. Allora questo fa riflettere che se col sociale ci concordiamo alla luce della definizione degli importi di quel fondo che ci dovrebbe essere attribuito, io ho letto un'anticipazione sui 100.000 euro, però fin quando non abbiamo numeri ufficiali anche qua è un po' un problema, che se dobbiamo dare aiuti legati alle utenze, legati alla Tari, oltre a essere legati a degli ISEE bassi, devono essere comunque aiuti che tengano conto della numerosità del nucleo familiare, perché qui è la numerosità del nucleo familiare che fa aumentare l'importo della Tari, e lo valuteremo. Volutamente le rate della Tari sono state slittate a settembre, ottobre e inizio di dicembre, proprio per avere il tempo di fare tutti i conteggi. In ultimo ricordo che il regolamento a regime prevede delle riduzioni tariffarie per nuclei familiari con ISEE sotto i 12.500 euro. Quindi ritengo che nonostante la difficoltà di gestire in poco tempo una materia così complessa e soprattutto quel concentrarsi di aumenti, l'effetto finale è assolutamente contenuto.
ultima considerazione che devo assolutamente fare. Cosa sarebbe successo se in Consiglio di Bacino non si fosse approvato i PEF? Torno qua. Se non avessimo avuto un PEF oggi da sottoporre al Consiglio, avremmo dovuto applicare automaticamente il PEF 2020, che è il PEF 2019. Quindi ci saremmo trovati probabilmente nel 2022 con un PEF del 2020-2021 validato da ARERA, perché laddove manca il Consiglio interviene ARERA, e non avremmo certo avuto un PEF di questo tipo. Il rischio poteva essere un PEF anche peggiore, perché qui questo bene o male è frutto anche di una negoziazione del Consiglio di Bacino. Ma la cosa più grave è che non avrei potuto applicare l'avanzo vincolato di 223.000 euro, quindi mi sarei trovata un 2022 con aumenti 2018, 19, 20, 21, 22 e non poter applicare 223.000 euro. Questa è la ragione per la quale, rappresentando il Comune di Portogruaro, ho votato a favore in Consiglio di Bacino. Anche se non vi nego, ho votato solo per tutelare questo meccanismo di agevolazione, perché altrimenti l'avrei perso. Ma non condivido la metodologia del Consiglio di Bacino, perché pur capendo le difficoltà nel redigere i PEF in un metodo così difficile, il fatto di essere arrivati il 14 di giugno a gestire dei documenti così complessi oggettivamente ci ha messo in grande difficoltà. Grazie Assessore. Ci sono degli interventi? Consigliere Bertoncello, prego. Allora, rifaccio un po' alcune considerazioni che abbiamo fatto anche in Commissione, anche se a distanza. Allora, presa d'atto della predisposizione della nota di accompagnamento, sostanzialmente del PEF, insomma, presa d'atto. Allora, noi stiamo discutendo, voglio dire, di un obbligo di legge che però tiene conto di tutta una serie di, si costruisce su una serie di considerazioni e di fatti. Lei ha detto prima anche che all'interno del PEF ci sono anche le situazioni degli anni pregressi. Ho avuto modo già di dire che nel 2019, se non ricordo male, c'è un saldo negativo di 197.000 euro per il Comune di Portogruaro, che viene assorbito questo nel PEF che noi stiamo approvando, mentre nel 2018, voglio dire, c'era un bilancio positivo di 50.000 euro che è stato trasferito sulle tariffe, sempre se non ricordo male. Nella costruzione del PEF, dalle analisi e dalle considerazioni che faccio, e potrei sbagliarmi di poco, fatto 100 il PEF, tanto per intenderci, il 75% è legato a aspetti aziendali e il 25% a variazioni aziendali. Non so se mi sono spiegato, nel senso che fatto pari a 100, gli aspetti fissi dell'azienda sono pari al 75%, le variazioni che sono determinate dai costi aziendali sono pari intorno al 25%. Questi sono dati che mi ha dato Tonasso, non è che me li invento io, se non ho capito male, ce li ha dati, li abbiamo discussi, ma questo non c'entra perché voi non so se li avete così puntuali, ma indicativamente quando si costruisce un PEF ci sono, la cosa variabile è legata ai costi che sono quelli variabili, cioè che variano a seconda degli investimenti che fa l'ASVO, a seconda dei servizi che fa l'ASVO, a seconda di attività aggiuntive che l'ASVO fa per alcuni comuni. Io credo anche che rispetto al grafico, cioè normalmente i numeri non sono sufficienti per leggere l'andamento. Faccio due esempi.
se il Comune di Portogruaro nel corso di questo periodo ha ritenuto, anziché gestire in proprio gli interventi sul centro storico e li trasferisce all'ASVO, i costi dell'ASVO aumentano e si riducono i costi del Comune. Il centro storico, la pulizia dei contenitori di immondizie, la pulizia del centro storico e alcuni servizi li faceva il Comune. Dopodiché se il Comune li trasferisce a ASVO, non so se sono stato chiaro, si riduce i costi del Comune e aumenta i costi dell'ASVO, che entrano nel PEF. Poi ci avete già comunicato che entrano i costi che sostiene il Comune riferito alla vigilanza, riferito all'amministrazione, che sono pari a 70.000 euro circa, se non ho capito male. Per quanto riguarda, quindi riprendendo il grafico che lei ha rappresentato, se non ricordo male, c'è stato un momento dove il costo del servizio è aumentato per effetto di scelte che noi come Comune abbiamo voluto fare, raccogliendo, voglio dire, l'attenzione alla raccolta differenziata, nel senso che c'è una tariffa che all'inizio poteva prevedere la carta e l'umido, poi successivamente le bottiglie, e poi in un altro momento c'è qualche comune che differenzia anche le lattine delle bibite, quindi a seconda, in rapporto al servizio che ogni comune vuole dare, voglio dire, modifica in maniera abbastanza significativa anche il PEF e di conseguenza le tariffe. Quindi il raffronto, che ci è utile ovviamente, è anche opportuno, è freddo il numero, nel senso che non tiene conto tutte le attività che ogni comune svolge ed è all'interno dell'autonomia del comune in rapporto alla percentuale di differenziata che ogni comune e alla sensibilità che ogni comune ha. Noi poi peraltro ci troviamo dentro l'ASVO che sui comuni che gestisce ci sono le spiagge, e qui si potrebbe aprire un altro problema molto complesso e molto difficile. Se non ricordo male, solo per informazione in questo caso, dice, c'è stato un atteggiamento dei comuni tutti che nel piano economico finanziario, poi mi corregga il consigliere senatore o il sindaco se è cambiato questo, che il costo del trasporto delle immondizie, tanto per intenderci, non era rapportato alla distanza tra il comune e la discarica, e abbiamo detto la manteniamo inalterata a suo tempo, quindi se il comune di Portogruaro aveva la discarica qua, non è che pagava di meno il trasporto rispetto a San Michele che faceva 30 km andare e tornare. Mi pare che questo c'è ancora, e anche questo, voglio dire, dentro al piano economico finanziario rispetto ai comuni di Veritas, non tanto i comuni di Portoguarese, incide. Un'altra considerazione, io credo, che dell'applicazione del metodo ARERA se ne parla da 3 o 4 anni, se non ricordo male, e ogni anno i comuni in fase di finanziaria chiedeva rinvio, e qui secondo me ASVO avrebbe potuto predisporsi ad arrivare ad oggi, anziché come hanno fatto tutti gli enti gestori anche questa volta, di chiedere un ulteriore rinvio al governo dell'applicazione di metodo ARERA. Per fortuna questa volta, per fortuna, il governo ha detto basta, si applica e non si rinvia più. L'altra considerazione che faccio, io concordo con lei, Assessore, quando dice che il metodo ARERA è un metodo dei suoi pregi e difetti e che ha consentito, a differenza di quello che è stato detto in Commissione sulla volontà del governo, è quello che finalmente mette in fila un metodo dal nord al sud, voglio dire, tutti gli enti gestori
a usare le stesse modalità, perché altrimenti anche con i comuni del nord virtuosi ci trovavamo sempre di fronte, lo facevamo tutti, la trattativa, voglio dire, per tentare di non aumentare mai o aumentare poco. Chiudo il mio ragionamento. Noi stiamo parlando di Tari oggi, però la Tari si inserisce in un contesto di pressione fiscale un po' più ampio, cioè noi viviamo una crisi profonda, abbiamo bisogno di ripensare come posso dire, a un atteggiamento rispetto alla pressione fiscale diverso dal passato e possibilmente anche di contenimento, perché se parliamo di canone concessorio, poi parliamo di IMU, poi parliamo di Tari, poi parliamo di tutto quello che ne consegue, se facciamo la somma, voglio dire, per una famiglia pesa tutto, non è che se riduciamo una parte e aumentiamo l'altra, voglio dire, risolviamo i problemi. Quindi il contesto va visto all'interno della famiglia, cioè la pressione fiscale, le modalità di intervento non va visto in modo complessivo, e io questo è un'altra delle considerazioni che io volevo fare. Tenete conto però che bisogna ancora lavorare con il Consiglio di bacino, al di là di metodi ARERA, perché non è un caso che su 44 comuni solo 25 critici, e una parte di questi, forse anche più di una parte, molto critici, l'hanno votata, per motivazioni che non c'entrano nell'oggetto ma c'entrano proprio su, voglio dire, la difficoltà che hanno i comuni, voglio dire, di condividere un percorso. L'altra questione che adesso mi sfugge, ecco, noi parliamo, un'attenzione, noi parliamo interventi Covid di abbattimento della tariffa, però dai prossimi anni questi abbattimenti, se non ci saranno, quindi l'aumento delle tariffe, al di là della contingenza attuale che magari riusciamo a contenere, ma dal 2021 poi questi aumenti rimangono tali e quali, in più si aggiunge, se non ho capito male, ulteriore 6-7% nel 2021, se non ho capito male, perché la somma biennale è del 13% e qualcosa. Circa, no? Se mi sbaglio poi dopo mi risponde, però queste erano le indicazioni che io avevo ricevuto. Quindi io credo che dovremmo ripensare, al di là della modifica del regolamento contingente di adesso, di ripensare anche in termini generali, perché è datato sulle modalità di applicazione. Vorrei capire rispetto a una indicazione che avevo dato rispetto a una informazione del Sole 24 Ore, è sempre quella, Assessore, cioè nel senso che nel 2000, a meno che non rientri dentro il ragionamento che ha fatto lei, nel 2020 gli interventi del Covid riguardavano utenze domestiche e non domestiche. Ecco. Allora, solo per avere informazioni uniformi, nel 2020 lo Stato è intervenuto con risorse per contenere gli aumenti e intervenire sulla tariffa, e si poteva intervenire sia sulle domestiche sia sulle non domestiche. Il Comune di Portogruaro ha deciso di intervenire solamente sulle non domestiche. La modalità di intervento del Comune di Portogruaro non è stato, mi corregga ovviamente, non è legato alla tariffa, è legato all'abbattimento di 3, 4, 5 mensilità che questo ha prodotto un'economia rispetto alle risorse istituite dello Stato di circa 200, mi corregga, insomma, vado a spanne sostanzialmente. Con il decreto 2021 c'è la possibilità, avendo definito solamente interventi per le non domestiche, l'interpretazione che alcuni comuni danno e che molti danno è che la parte non spesa del 2020 possa essere utilizzata per l'abbattimento delle tariffe
domestiche. Non so se sono stato chiaro. Allora, io ho ricevuto conferma dalle relazioni che tutti abbiamo e anch'io ho, che questa è confermata, questa impostazione, nel senso che i soldi che per riassumere, i soldi del 2021 che sono finalizzati solamente alle utenze non domestiche e non alle domestiche, i comuni che non hanno utilizzato tutte le risorse del 2020, come il caso di Portogruaro, che in quell'anno prevedeva che gli interventi potevano riguardare anche le domestiche, quella fetta di soldi non spesi e che vengono riversati nel 2021 possono essere utilizzate anche per le domestiche. Questo è quello che noi siamo riusciti a comprendere. Quindi mi fermo perché è un argomento, ma è anche abbastanza complesso, difficile anche da dire, però la sostanza è che la presa d'atto di un piano economico-finanziario che ha tutti gli elementi di discrezionalità, perché ne ha rispetto alle scelte, non rispetto alla metodologia, ne ha rispetto alle scelte, perché se il comune di Portogruaro, per esempio, dovesse accollarsi il costo dei 70.000 euro, è una discrezionalità del comune. Se il comune vuole abbassare le tariffe, in questo momento il comune di Portogruaro, a differenza del passato, può utilizzare risorse proprie di bilancio per l'abbattimento delle tariffe. È una scelta, non è che mentre prima la legge prevedeva che il costo di servizio si finanzia con le tariffe, oggi il comune ha la possibilità di abbattere la Tari anche con risorse proprie del comune. Se il comune non lo fa, è una scelta che fa il comune, in questo senso dico che è discrezionale, non perché qualcuno possa scegliere una cosa o l'altra. Okay. Grazie consigliere Bertoncello. Provo a rispondere perché le cose e i temi che lei mette sul piatto sono tanti. Parto però per un chiarimento rispetto intanto al 2020 e rispetto a quella nota metodologica alla quale lei fa riferimento, che individua in un importo di 300.000 euro sul comune di Portogruaro da dedicare alle utenze Tari. Allora bisogna capire nel 2020 se c'erano note metodologiche, se era chiaro che all'interno del fondone c'era un importo dedicato alla Tari, e la risposta è no. Non per niente la nota metodologica è di aprile del 2021. Questa è un'informazione che appare per la prima volta nel momento in cui l'ufficio ragioneria del comune di Portogruaro incomincia a preparare il rendiconto dell'utilizzo del fondone. Da lì emerge che vengono caricati automaticamente dalla Ragioneria di Stato degli importi ed emerge un importo figurativo di 330.000 euro, vado a memoria. Ma cosa ha fatto il Comune di Portogruaro nel 2020 rispetto alle indicazioni di ARERA? Perché questo è il tema, perché nel 2020 si parlava di quello. ARERA dà dei suggerimenti e dice e suggerisce ai comuni di fare delle riduzioni sulle utenze non domestiche del 25% della quota variabile. Per il periodo di chiusura, il Comune di Portogruaro va molto oltre, azzera completamente la quota fissa e la quota variabile, no, perché è andato oltre le indicazioni di ARERA, le azzera completamente e in alcuni casi ricalcola la quota fissa, quindi è andata oltre le indicazioni e i suggerimenti di ARERA. Sulle utenze domestiche, continuo a dire, c'è un regolamento che prevede già degli abbattimenti. Aggiungo un'altra cosa, nel 2020 non c'erano aumenti. Nel 2020 è stato applicato il PEF del 2019, quindi nel 2020 gli aumenti non c'erano. C'erano quindi tutti gli strumenti a disposizione del Comune che li ha usati per dare le applicazioni, per dare le riduzioni. Passiamo al PEF 2021. Perché vi mostro, scusate, questa slide? Perché io, nel momento in cui si decide di prendere quell'avanzo vincolato e dedicarlo interamente al abbattimento dell'aumento del PEF 2021, i 223.000 euro, ha un risultato e ci siamo ovviamente premurati di tararlo questo risultato. E il risultato l'abbiamo visto, non abbiamo aumenti dei costi sul maggior numero di utenze nel 2021, perché oggettivamente 1,50 € al mese non lo considero un aumento
particolarmente gravoso, considerando sempre che il Comune di Portogruaro ha sempre a regime nel regolamento il sistema di abbattimenti tariffari per nuclei familiari con ISEE inferiore ai 12.500 euro. Allora la domanda che mi faccio è, nel momento in cui uso tutte le disponibilità legate al mondo Covid nel 2021 e ho un bel trasferimento da parte dello Stato, 207.000 euro per le utenze non domestiche, e quindi possiamo lavorare per abbattere la quota variabile delle utenze non domestiche. Le utenze domestiche, lo abbiamo visto, sono assolutamente sotto controllo, perché dovrei oggi mettere, come dire, ulteriori risorse del Comune e non riservarmele per il PEF 2022. Il PEF 2022 è un PEF che non sarà facile, che discuteremo tra 6 mesi, dove io so già che avremo una piccola quota di conguagli nel 2018 e nel 2019, il 2020 per fortuna volutamente l'abbiamo completamente azzerato per non portarmelo nel PEF 2022, e quindi avrò comunque nel 2022 risorse del Comune per quantomeno azzerare gli arretrati degli anni precedenti. E dopo, quando avremo il PEF 2022, ragioneremo. Ma la preoccupazione non è stata di gestire solo l'oggi, ma è stata di gestire l'oggi con un'ottica futura. Spero che su questo sia abbastanza chiaro. Dopodiché, metodo ARERA, metodo rigido, per fortuna, perché io sono l'ultima arrivata, ma la cosa che mi ha stupito nelle varie assemblee è questa elasticità, questa capacità negoziale dei comuni di trattare con gli enti gestori. Per me, devo dire la verità, è inconcepibile, non si possono spostare i costi, non si può definire di anno in anno il perimetro del PEF, è una questione di trasparenza. E allora ben venga un metodo difficile da applicare, applicato probabilmente nel momento sbagliato, periodo di Covid, e applicato con arretrati importanti in un periodo di Covid, ma da qui si segna un nuovo percorso, un'assoluta trasparenza dei comuni, perché anche quelle differenze tariffarie da un comune all'altro danno da pensare. E non è un tema diventa un tema di equità, perché se io uso dei driver sbagliati come ASVO, addebito su dei comuni dei costi che sono di altri. Quindi, con tutti i limiti del metodo, ben venga un criterio oggettivo. Dopodiché, sì, secondo me il risultato in termini di tariffe finali è, considerate le premesse, un buon risultato. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Secondo intervento, 5 minuti, poi chiude. No, volevo dire, io sono perfettamente d'accordo su questa ultima riflessione che ha fatto l'assessore. L'ho tenuta, l'ho fatta, lei ricorderà che la valutazione che il Presidente di ASVO ha fatto sul metodo ARERA era quella che il governo voleva centralizzare, voglio dire, la gestione delle tariffe, e noi veramente su questo abbiamo condiviso, sono anche intervenuto dicendo che forse una valutazione sbagliata rispetto alla presidenza di ASVO. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che oggi quello che è avvenuto nel passato non può più esserci, perché siccome i comuni fanno fatica a controllare tutti i bilanci, c'erano le compensazioni che ogni comune pagava per l'altro, e quando ho fatto riferimento alle spiagge non l'ho fatto a caso, quando faccio riferimento al costo dello spiaggiato, che per un momento era rifiuto speciale e doveva andare in discarica, e c'era tutte le conseguenze di questo, e la stagionalità che hanno nelle spiagge rispetto alla gestione dei rifiuti. Io credo che sia finalmente giunto il momento su questo di fare chiarezza, e questo va benissimo. Io faccio però un altro ragionamento. Questo ragionamento, per esempio, se continuava a essere i famosi 197.000 euro di saldo negativo, voglio dire, 2019-2020, non so, adesso non mi ricordo, voglio dire, non ci sarebbero stati, o non ci sarebbero, se non ci fosse stata la trattativa, perché poi ogni amministrazione, se c'è un avanzo se ci sono i soldi disponibili, abbassa le tariffe,
se sono invece soldi da dare rimanda il problema per non aumentare le tariffe. Questa logica, voglio dire, che può anche essere utile in alcuni momenti, non porta risultati positivi in avanti. È meglio, come diceva l'assessore, di darci delle regole, tutto sia chiaro e trasparente, dopodiché ogni comune in base al servizio aumenterà la tariffa. E voglio dire, siccome non tutti sono nelle condizioni di gestire la differenziata alla stessa maniera, perché a me viene da ridere quando tu metti i cassonetti Tarvisio Docce, tanto per intenderci, carta, umido, plastica, indifferenziati. Voi andate sui cassonetti e il cassonetto degli indifferenziati è tutto dentro lì. Allora facciamo a meno, voglio dire, di mettere la differenziata, se dai la possibilità al cittadino, voglio dire, di fare queste robe qua. C'è stata l'esperienza, mi pare, di San Vito, che ogni cittadino aveva le chiavi, voglio dire, sull'umido, e quindi anche questa era metodologia per avvicinare il costo del servizio in base il costo della tariffa in base al servizio prodotto. Quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema vero è che al di là di tutti questi ragionamenti la tariffa complessivamente aumenta del 6,6, non so, immagino, quando 6,6 è un momento importante. Certo che se io spacchetto l'IMU, il canone concessorio, cioè lo spacchetto per 12 mesi, lo divido per persone, va bene, è un momento è di 2 euro, 2 euro, ma a fine mese poi questo diventa un problema messo tutto assieme. Quindi bene l'analisi, bene l'informazione che ci ha dato, teniamo conto che aumentiamo la Tari del 6,6 e che nel passato avevamo detto ai cittadini che con la differenziata c'era un costo di investimento iniziale, che poi ci sarebbe stato un ritorno anche di abbattimento della tariffa proprio per tutti. Ancora un minuto, consigliere. Presidente, guardi, io credo che questa attività, lo dico, è un'attività di commissione, perché è un'attività di commissione, perché diventa complesso per tutti, voglio dire, discutere di queste cose qua. Il Consiglio poi, dall'analisi della commissione, trae un giudizio politico, perché sennò diventa anche stancante e anche non comprensibile per i cittadini. Quello che i cittadini devono sapere è che c'è un'obbligatorietà sul PEF delegato da Herrera, che c'è i costi variabili, che la tariffa aumenta del 6,6% e che in questa situazione, almeno dal nostro punto di vista, al di là di tutti i ragionamenti, è un momento importante che poteva essere contenuto rispetto anche a utilizzo di risorse del bilancio comunale. Grazie, consigliere Bertoncello. No, non è un dibattito, in commissione si fanno le cose, però adesso a un certo momento il tempo del consigliere è terminato. Prego, consigliere senatore, prego. No, niente, solo io voglio rilevare gli aspetti politici e sociali di quanto è stato detto finora. Ovviamente gli aspetti tecnici sono assolutamente preponderanti in questa delibera, ma non dobbiamo dimenticare che l'organo che sta discutendo ora è un organo politico, è un organo che deve valutare gli aspetti sociali della città. Quindi vorrei fare una considerazione di tipo prettamente politico, anche perché ammetto di quanto è stato detto stasera, non sono assolutamente competente, capisco, cerco di capire, fare del mio meglio per capire. Ripeto, apprezzo tutto il grande lavoro che è stato fatto, capisco che c'è stato uno sforzo anche, perché mi sembra che tra l'altro il Consiglio di Bacino abbia mandato recentemente un annullamento da Presidente delibera e qualcosa di genere, giusto? È stato fatto un annullamento, una riprogrammazione della delibera, comunque so che mi hanno detto altri sindaci di altri comuni che è una cosa recente, quindi, ma credo che abbiate fatto tutte doverose osservazioni rispetto ai documenti del Consiglio di Bacino. Beh, veniamo agli aspetti politici.
In buona sostanza i cittadini si troveranno, immaginiamo un conto di Tari medio sui 150-200 euro, quando sono pochi. Quindi i cittadini si troveranno un aumento tariffario immediatamente visibile. Quindi vedranno un aumento intorno ai 20, 30, 15 euro, più o meno questo è l'ordine, anche 10 euro. Probabilmente per me non sono nulla, suppongo. Beh, non è vero, immaginiamo che per me non siano nulla. Per qualcun altro, e io parlo di me perché preferisco parlare di me, forse per tanti cittadini qualcosa sono. Come quando si parla di tariffe di trasporto, tariffe di mensa, probabilmente per me non sarebbero nulla, i miei figli sono grandi, probabilmente non sarebbero stati nulla, però per tanti sono un aspetto importante, perché all'interno di uno stipendio c'è questo da pagare, io faccio proprio i conti della serva, sapete, molto semplici, come li fanno quelli che sono fuori, quindi ci sono tante cose che si devono mettere insieme. Allora il mio suggerimento è questo: bene la delibera, come è stata strutturata, ma dobbiamo essere chiari con i cittadini, dobbiamo dare le corrette informazioni perché capiscano, perché la domanda che mi farei io sarebbe questa: ah bene, ecco, il Comune di Portogruaro ha aumentato nuovamente le tasse e non ci dà niente in cambio, perché non c'è nulla di diverso, niente di più, anzi, perché sappiamo bene ad esempio che sull'asporto rifiuti alcune cose, che tra l'altro guardate abbiamo un servizio asporto rifiuti eccellente, niente da dire, ASVO è un gestore eccellente, lavora in maniera egregia, niente da dire, però ci sono delle azioni che fanno i cittadini per andare incontro alle esigenze di ASVO. Faccio un esempio: la consegna delle ramaglie all'ecocentro, la consegna del vetro nel distributore, la consegna dell'umido nel distributore con chiavette eccetera, sono tutte quelle azioni che evitano il passaggio del camion casa per casa oppure la raccolta porta a porta di tanti materiali. Quindi la mia sollecitazione è questa: diciamo bene ai cittadini quello che stiamo facendo, perché altrimenti non veniamo capiti, altrimenti diventiamo l'organo esecutore di indicazioni di altri, di regole di altri, che onestamente anch'io faccio fatica a capire, perché sono ignorante, e che credo che altri cittadini faranno fatica a capire. I contenuti sono prettamente ragionieristici e io ovviamente non mi metto neanche a discutere perché credo sia tutto assolutamente perfetto, però l'argomento politico c'è. Cosa andiamo a dire ai nostri cittadini? Che stasera abbiamo deliberato per un aumento perché tanto diamo lo stesso servizio? Questo capiranno fuori, questo capiranno. Quindi io invito tutti, ovviamente la delibera è strutturata bene, non ci sono problemi, però invito il Consiglio Comunale, in particolare il signor Sindaco, a rappresentare in maniera adeguata quello che sta succedendo, perché se un cittadino qualsiasi dovesse venire, è stato appena detto adesso, quindi ripeto perché ho sentito, mica perché sia preparata, perché ho sentito e ripeto, venisse a sapere che la tariffa di ASVO è strutturata tenendo conto dei costi fissi, tenendo conto che non c'è una differenziazione precisa tra i costi fissi di Bibbione e i costi fissi di Portogruaro, tenendo conto che il trasporto è gestito sempre senza considerare la distanza, probabilmente. Quindi invito tutti ad essere molto chiari, capire che ci sono delle norme da applicare, capire che l'igiene urbana è un bene importante che va pagato, perché niente arriva, la pulizia della nostra città evidentemente ha un costo, anche perché è tenuta molto bene la nostra città, quindi niente da dire, ha un costo, e che i costi vanno pagati secondo norma. Però secondo me abbiamo il dovere di spiegarlo.
È stato detto più volte che il periodo è veramente difficile, ma io mi rendo conto che sia molto difficile. Quando consideriamo che uno stipendio medio di un dipendente si aggira sui 1.200 euro, provate a fare due conti, cosa resta? Direi pochino. Quindi abbiamo il dovere morale e politico di essere chiari. Grazie. Grazie consigliere senatore. Consigliera Ret, prego. Grazie Presidente, grazie sia al consigliere Bertoncello che alla consigliera senatore per le informazioni che ci ha dato il consigliere Bertoncello e per l'intervento della consigliera senatore che io sottoscrivo e condivido totalmente. Una domanda sola. L'assessore prima parlava di 1,50 euro di aumento mensile, diciamo, in media, giusto? Allora, riallacciandomi a quello che diceva la consigliera senatore, i cittadini di Portogruaro adesso si vedranno un aumento di 1,5 euro mensile in media. I cittadini di Portogruaro da settembre vedranno un aumento della mensa. E faccio una parentesi. Comuni vicini, perché è stato citato anche l'ISEE dall'assessore, comuni vicini, per esempio il comune di San Michele al Tagliamento, proprio lo scorso mese ha introdotto nuove fasce ISEE per i redditi da 17.000 euro in su, quindi con una differenza rispetto a Portogruaro e per esempio rispetto alle mense ha anche promosso un'agevolazione del 20% per le famiglie che hanno 2 o più figli, quindi aumento di questa imposta, aumento della mensa. Aggiungo una piccolezza, sì, sono tutte piccolezze. Dal 15 marzo mi sembra aumento del costo dell'acqua, nelle casette dell'acqua. È una piccolezza, 0,08 centesimi al litro? Sì, aumenta. Cosa? 30%. E come diceva la consigliera senatore, in un momento di questo tipo, con uno stipendio medio, questa è una scelta che io capisco non è sempre per forza in carico al comune, anche se probabilmente, come ha detto prima qualcuno, forse prima del 14 giugno era possibile fare qualcosa, dopo no, in quel momento, assessore, condivido con lei. Però il punto è cosa fare per il futuro. Il consigliere Bertoncello prima qualche spunto l'ha dato, ce ne sarebbero altri, però ribadisco, registriamo aumenti continui, piccoli e continui. Grazie consigliera Ret. Prego, però non andiamo fuori dell'ordine del giorno, perché altrimenti riapriamo dibattiti che non... Consigliere Terenzi, prego. No, allora, alcuni chiarimenti. Io lo ritengo veramente doveroso. Allora, penso di essere stata chiara che applicando il metodo ARERA il Comune riceve dei costi e dei criteri e li applica. E ha voluto questa ultima slide proprio perché quelle precedenti erano molto tecniche e questa è semplice, si capiscono gli aumenti, che sono degli aumenti contenuti e molto probabilmente con interventi sugli ISEE bassi riusciamo anche a mitigarli ulteriormente, perché ve l'ho detto che c'è una seconda fase, ci sono dei fondi, dobbiamo avere la certezza dei fondi ed operare sempre nell'interesse degli ISEE bassi. Io l'ho detto, ve lo ridico e lo dirò ancora un'altra volta quando lo faremo, in modo tale che sarà chiaro per tutti, ma questa è una slide semplice, si capisce ed è la prima cosa. La seconda cosa, se lei parla di mensa e se lei cita San Michele, forse per correttezza avrebbe anche dovuto citare il costo della mensa di San Michele, che è superiore ai 5 euro. E adesso, no, è anche aumentato, sì, è aumentato, 5,50. Quindi le dico anche un'altra cosa, che noi siamo intervenuti aumentando gli ISEE e quindi ci sono 2 passaggi di aumenti di ISEE. Un primo passaggio rispetto alla giunta Bertoncello l'ha fatta la giunta senatore, che l'ha portato da 6.000 a 8.000. Il secondo passaggio è il nostro, da 8.000
5.000 a 10.000. Non solo, siamo intervenuti abbattendo ulteriormente le tariffe della mensa, in modo tale che i soggetti con ISEE basso non subiranno a quel tipo di aumento. Quindi la nostra attenzione per le categorie più fragili c'è e mi spiace che lei non l'abbia colto. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. È inutile dire che questo tema è piuttosto complesso, e diciamo che coinvolge più dimensioni. Ecco, coinvolge più dimensioni. E facciamo un ragionamento generale, di inquadramento generale, molto sintetico. Noi siamo nel bel mezzo di una transizione, pensiamo sempre alla transizione digitale, ma non basta. Pensiamo alla crisi climatica, ma non basta. Pensiamo anche a una transizione legata alle competenze, ma non basta. E ora si ha alle skills, alle competenze vere e proprie, perché sta cambiando anche il lavoro, e siamo anche all'interno di una transizione energetica, potrei dire in senso più lato una transizione di natura ecologica, proprio a tutto tondo, ed è evidente che la questione dei rifiuti per le implicazioni che ha è centrale. Prima considerazione, direte banale, no, non è banale, perché abbiamo parlato prima nella modifica del regolamento, questo concetto dell'economia circolare che solo qualche anno fa, quando se ne parlava, qualcuno sorrideva, no? Perché c'è molto spesso questa tendenza, no? Le cose che noi non conosciamo abbiamo la tendenza un po' a banalizzarle, ma non è che poi non accadano, non vadano avanti, vanno avanti. Ecco, quindi noi qui siamo un ente locale, 23-24 mila abitanti, e vedete come queste transizioni impattano. Siamo qui a parlare anche a causa di queste transizioni, e dovremmo essere capaci in qualche modo di interpretarle e poi di consegnare ai cittadini, qui stiamo parlando di tariffe, virgolette, un prodotto accettabile per i cittadini medesimi. Prima considerazione. Seconda considerazione, il metodo ARERA. Complicato, l'abbiamo visto perché l'assessore ha avuto la pazienza di ripeterci più volte i medesimi concetti, i medesimi contenuti, la ringrazio. È un meccanismo molto complesso, che però io ho letto vari commenti in giro nel Sole 24 Ore o in anche altri ambiti, c'è la certezza che questo metodo, anche per quello che abbiamo detto prima, no? La oggettivizzazione dei parametri, no? La omogeneità del metodo, che questo metodo in qualche misura va a vantaggio certamente del cittadino e non va a vantaggio degli erogatori dei servizi. Ancora non c'è chiaro questo, ma diciamo che nel vissuto complessivo e anche il razionale della norma, della legge, vorrebbe arrivare a questo. Io devo dire che il ragionamento di fondo che ha fatto l'assessore a nome della maggioranza è un ragionamento di fondo che è accettabile, nel senso che nella contingenza tende a ridurre il danno. Mi sembra di poter dire questo. E devo dire che io ho apprezzato particolarmente la relazione dell'assessore, perché l'ho seguita in queste settimane nella commissione e devo dire che la barra lei l'ha sempre tenuta dritta.
Quindi mi pare di poter dire che l'amministrazione cerca di mettere in campo una manovra che tende a ridurre il danno, perché il danno c'è, è inutile che stiamo qui, dopo vediamo cosa vuol dire il danno, ma il danno c'è. Perché è stato detto bene dalla collega senatore, è stato detto bene da Antonio prima nel suo intervento, dalla collega Rett. Insomma, qui abbiamo un aumento di tariffa, è inutile che... Dopo anche il presidente di ASVO è venuto a dirci che l'aumento di tariffa probabilmente deriva, uno, dal nuovo metodo, si può convenire, non lo so, in parte si può convenire, grazie Assessore, e deriva anche da una dinamica del prezzo e quindi del costo per lo smaltimento del rifiuto secco. È vero, questo l'avevamo sentito già da tempo e quindi da questo punto di vista possiamo anche dire questo. Quindi cosa dovremmo dire? Boh, il metodo ci è imposto, c'è una dinamica dei costi o dei prezzi che dipende da altri soggetti o dipende dal mercato, si era detto addirittura il mercato cinese, io adesso non lo so se poi sia quello, ma allora è tutto a posto. Ecco, in realtà, e qui seguo il ragionamento che ha fatto il collega Bertoncello, in realtà quando noi andiamo ad identificare il PEF, il piano economico finanziario, Antonio dice ci sono dei margini di discrezionalità. Ha ragione. Perché? Perché il PEF è determinato da un modello gestionale ed organizzativo prescelto, non c'è il verso, perché i driver che generano i costi sono anche, non solo, ma anche conseguenza di un modello organizzativo che si determina e che si sceglie. Poi c'è il tema della qualità dei servizi, anche questo è fondamentale nella definizione di un piano economico finanziario. Poi c'è il tema della ricognizione dei cespiti, ovvero degli impianti, e quindi degli investimenti. E poi c'è anche la capacità gestionale di valutare anche e di intervenire allora quando si generino degli scostamenti fra quanto ad esempio un ente o un'azienda ha previsto e quanto si sta realizzando. E allora mi pare di poter dire che se questo è vero, allora dei margini probabilmente ASVO e probabilmente i comuni che si servono di ASVO nel tempo, negli anni, probabilmente questi margini c'erano. Poi è anche vero, e sono io il primo a dirlo, perché nei 5 anni precedenti io sono intervenuto sempre con questo taglio su ASVO, siccome non avevamo la pressione degli eventi, non avevamo la pressione anche del Covid, di questa situazione complicata, siccome l'ASVO ha mantenuto una buona reputazione, e siccome la qualità del servizio è discreta, ci siamo, come dire, io per primo, ci siamo un po' seduti su questa valutazione. Per quanto riguarda il tema dell'aumento del costo, io ho visto una slide, quella precedente, dove dal 2018, se non ricordo male, o 17, non lo so, al 2020 c'è un incremento di costo di 500.000 euro circa. Ecco, questo è un importo significativo, che probabilmente attiene alle variabili di cui ho parlato precedentemente, magari attiene
alla variabile degli investimenti, io non lo so, non sto facendo delle ipotesi. E quindi questo è un elemento che è inciso. Poi devo anche dire che è del tutto plausibile e convincente quanto ha detto in primis il collega Bertoncello e secondariamente dopo nel suo intervento la collega senatore. Il risultato di tutta questa vicenda, premettendo che l'amministrazione con la sua manovra cerca di ridurre il danno, io ve lo riconosco, ecco. Però l'esito finale di tutta questa vicenda è che aumenta la tariffa, e aumenta la tariffa in un contesto in cui i servizi, il perimetro, ecco, si usa il perimetro, no? In cui il perimetro resta inalterato, non vengono erogati ulteriori servizi ai cittadini. Questo è un messaggio abbastanza evidente da questo punto di vista, anzi direi è un messaggio autoevidente. Poi sapete, i cittadini giustamente anche non hanno, ecco, i cittadini dovrebbero essere sempre assetati di conoscenza e di consapevolezza, questo sì, perché non è solo un compito nostro, di consiglieri comunali, quello di cercare di conoscere e di renderci anche più consapevoli rispetto ai temi che attraversano la comunità. Anche i cittadini dovrebbero fare questo, però è chiaro che i cittadini non possono entrare in un grado di dettaglio di questo tipo e si fermano alla constatazione. Come restiamo in questa dimensione, la qualità del servizio è restata lì, non è aumentato il perimetro dei servizi resi da ASVO, e poi c'era stato detto, giustamente, perché dovrà essere così, c'era stato detto che nel momento in cui si differenzia si dovrebbero ridurre i costi. Ecco, questo è un po' il tema che ci frena sul piano politico, che non ci persuade, ecco, che non ci persuade sul piano strettamente politico. E se è vero da una parte che gli incrementi pro capite e mensili possono essere in qualche modo, almeno per alcune fasce, non gravosi, qui mi aggancio a quanto detto prima la collega Rett, è anche vero che il tutto si inquadra in una tendenza all'aumento di alcuni servizi, e io aggiungo, si inquadra in un periodo che sarà caratterizzato da una tendenza inflazionistica e peraltro piuttosto accentuata. Se si leggono le analisi di natura economica, questa storia delle materie prime che non si trovano, la banalizzo, la semplifico, genererà certamente una tendenza inflazionistica. Allora il cittadino e la comunità si troverà di fronte ad una dinamica dei prezzi dei beni e dei servizi che tenderanno ad aumentare, e questo sarà anche per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Ecco, signora Presidente, signor Sindaco e signor Assessore, io ho cercato di spiegarvi bene qual è la posizione del nostro gruppo, ho cercato di spiegarvi bene che comprendiamo lo sforzo e la politica incarnata dall'assessore, che è stata sempre coerente da questo punto di vista nel ridurre il danno, però questo PEF, questa presa d'atto del PEF non ci convince, e anticipo già che anche il quadro tariffario in aumento del 6,6 per anno non ci convince. Ecco, quindi il nostro voto, nostro malgrado, sarà un voto contrario. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Rodriguez, prego. Sì, effettivamente è vero, è un tema molto complicato e articolato, anche da far capire ai cittadini, almeno per coloro che ci seguono via web, ma sarà ancora più difficile
spiegare ai cittadini perché le amministrazioni comunali, Portogruaro compreso, si trovano ingabbiate in questo metodo che non è sicuramente uno dei più limpidi, uno dei più semplici. Mai avevo sentito in tanti anni di gestione dell'ASVO da parte del Presidente Michelutto il 10 giugno affermare che Arera in qualche modo con questo sistema voleva esautorare, leggo letteralmente le parole di Michelutto, con questo sistema Arera intendeva esautorare i comuni sui costi delle tariffe. E quando il direttore generale Tonazzo, sempre il 10 giugno, diceva che ASVO e i comuni non erano pronti per applicare questo tipo di sistema, permettetemi di usare una parola un po' forte, perverso, perché è chiaro che andiamo a ricalcolare le tariffe rifacendoci all'anno 2019 e quindi è apprezzabile in questo senso lo sforzo di analisi, di spiegazione, di comunicazione interna all'interno di questa sala. Anche questo dico letteralmente da parte dell'assessore Salvador. Ma sarà difficile nonostante l'assessore con gli uffici, da quanto si è evinto, abbiano fatto i salti tripli per cercare di contenere le spese, è pur sempre difficile poi andare a comunicare alla gente che ti chiede ma di quanto aumenta la tariffa, e tu banalmente dici ma aumenterà del 6-6,5%, e il cittadino di strada, magari in una famiglia che non è composta da una sola persona e quindi non avrà costi che incidono, come diceva prima dalle slide l'assessore Salvador, ma ci sono più componenti in questo nucleo familiare e magari ce n'è uno solo che lavora. È chiaro che anche vedendosi l'aumento in questo caso dei rifiuti, ma poi possono aumentare anche altre utenze, perché vediamo che tutto aumenta, poi possiamo collegarci anche al fatto delle materie prime che sono andate alle stelle, che qui in Italia non si trovano, poi non si capisce bene per quale motivo, se è colpa dell'America, se è colpa della Cina, ma noi questo poco ci riguarda, noi stiamo al fatto, al netto che le materie prime oggi non si trovano e quindi aumenta un po' tutto. È chiaro che con l'aumento delle tariffe, io che sono consigliere comunale, io che sono amministratore, se incontro una famiglia devo rispondere se mi pongono la domanda del perché si aumenta la tariffa. Preannuncio che io voterò, essendo consigliere di maggioranza, a favore di questa delibera, ma la provo con doglianza non tanto rispetto al fatto che l'assessore Salvador non sia stato in grado di spiegarci effettivamente qual è il meccanismo che si evince e che si è evinto rispetto alla presenza importante del Presidente dell'ASVO e del Direttore Generale Tonazzo il 10 giugno. Quindi nessuna responsabilità in capo all'amministrazione, né tantomeno agli uffici, quanto a lei, assessore Salvador. Ma ci rendiamo conto che in un momento così difficile, e domani sbloccheranno parte dei licenziamenti, è chiaro che andiamo ad infilarci in un tunnel che dal punto di vista sociale potrebbe provocare degli smottamenti. Probabilmente ci saranno degli scioperi che riguarderanno più categorie nel sociale, perché si va verso un periodo veramente difficile. Lei lo sa perché fa di mestiere la commercialista e quindi sa quanta difficoltà hanno certe categorie a far quadrare i conti quando ci sono da pagare le varie scadenze che ci sono imposte dallo Stato centrale, che poi ci sono anche le cosiddette tasse comunali con addizionali sovracomunali.
e quindi è una situazione che non mi preoccupa ora per domani mattina, ma comincio a preoccuparmi dopo che ho votato questa proposta di deliberazione. Mi preoccupo rispetto al fatto che il prossimo anno il PEF si riferirà al 2020 e il 2020 è l'anno della pandemia, e per fortuna che la minoranza ci ricorda sempre una parola che ci accusa del fatto di non avere una visione. Questa volta per fortuna abbiamo avuto un'ampia visione prospettica, in virtù del fatto che sappiamo che il prossimo anno sarà pesante, e per fortuna che l'assessore ci ha fatto capire che ci saranno dei fondi accantonati per venire incontro a sicuri aumenti. Quello che mi preoccupa sarà il prossimo anno e il prossimo anno a venire, perché se ci sarà una recrudescenza della pandemia, veramente sarà difficile andare a spiegare un ulteriore aumento che comunque sappiamo già a priori che il prossimo anno ci sarà. Il mio problema non è votare questo provvedimento, il mio problema è comunicare all'esterno con l'uomo della strada, perché io devo fare prima di tutto gli interessi della comunità, e la comunità non è qui dentro, la comunità è fuori, è per strada, e quindi faccio questa sera veramente uno sforzo di assoluta responsabilità, perché questo è il mio compito come consigliere comunale. Però è giusto che chi ci sta seguendo da casa, ed è giusto che domani, quando saprò che consapevolmente fra qualche minuto alzo la mano per approvare questo provvedimento, me ne devo assumere le totali responsabilità rispetto al fatto che dovrò andare a chiarire e spiegare con la gente. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Chiedo anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo ora all'11° punto, che è la Tari, approvazione delle tariffe anno 2021, visto in sesta commissione il 24. Presidente, come le preannunciavo, io per motivi di famiglia, scusatemi, devo andare. Buon lavoro e buona continuazione. Prego, grazie, saluti, buonasera. Sì, infatti abbiamo discusse. Se vuoi fare anche questa votazione, mi pare di aver capito che andiamo in votazione. Quindi metto in votazione anche l'11° punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Immediata esecutività, grazie. Quindi come prima il provvedimento, anche il punto 11 è approvato. Grazie, buona serata. Allora consigliera. Allora passiamo allora al 12° punto. 12° punto è la nomina dell'organo di revisione economica finanziaria del Comune di Portogruaro per il triennio 2021 e 2024. Qui sarà una votazione a scrutinio segreto. Io prima di andare alla votazione voglio fare una comunicazione, cioè che a seguito della commissione poi si sono riuniti i capigruppo e il Presidente del Consiglio in relazione in merito agli importi minimi e massimi che possono essere erogati ai componenti dei collegi revisori. Quindi nella capigruppo che abbiamo fatto successiva alla commissione abbiamo deciso che i capigruppo all'unanimità stabiliscono che i compensi da erogare è quello minimo. Tale importo non è normativamente definito, ma per prassi è considerato il massimo della categoria anagrafica precedente, cioè dei comuni più piccoli, ed è pari a 30.400
438,70 lordo e 25.798,30 netto per il Presidente del Collegio dei Revisori e 20.625,80 lordo, che equivale a 17.532,20 netto, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che sono stati, come sapete, nominati dal Ministero. Quindi noi nominiamo solo il Presidente stasera. Per cortesia agli scrutatori, quindi Bertoncello, Morsanuto e Zanutto Alessandra, grazie. Sì. Sì, quindi dai, votanti 15, 6 schede bianche e 9 voti, quindi è stato nominato Presidente dei Revisori dei Conti il dottor Bonaldo. Passiamo ora al 13° punto. No, pensavo di fare una considerazione sulla delibera, posso anche non farla, ma noi abbiamo votato il Presidente, ma dentro la delibera ci sono anche gli emolumenti. Sì, lo so, l'ho capito. Sì, no, volevo solamente fare una considerazione, sì. Che voglio dire, tutti i revisori del conto sono fuori di Portogruaro. È chiaro che la legge lo prevede
sono definiti anche i rimborsi, spese, vitto, alloggio dei revisori del conto che non sono residenti a Portogruaro. Per una comunità come Portogruaro, a parte che io considero, al di là delle scelte giuste che avete fatto, voglio dire, oneroso, voglio dire, in rapporto all'attività che svolgono. Quindi io credo, voglio dire, che bisognerebbe, come posso dire, relazionare con i revisori del conto per avere anche una presenza e dare anche quel contributo che la legge prevede, perché spesso e volentieri voglio dire, le presenze sono limitate, non organizzate e quindi gli importi che per legge diamo sono veramente elevati e importanti. Consideriamo poi che c'è anche la necessità, è probabile qualche volta, di pagare spese di trasferimento, vitto, alloggio, diventa veramente una somma importante. Volevo solo evidenziare, e credo che tutti noi consideriamo in consiglio questa roba, era solo perché era doveroso farla, insomma, chiedo scusa, ma... Bene, ok, va bene, abbiamo già in capigruppo analizzato, abbiamo scelto il minimo importo, proprio potevamo anche andare sul massimo, voglio dire, o su qualche altro tipo di cifra, abbiamo deciso che per il minimo di legge. Mi pare comunque che dagli uffici ci hanno sempre detto che fatalità, il dottor Bonaldo era il presidente nominato dal Ministero 3 anni addietro, perché la legge è cambiata a brevissimo, quindi i 3 revisori precedenti erano nominati dal Ministero, questo giro sono 2 dal Ministero, il Presidente però mi pare di aver capito che la sua presenza e la sua partecipazione è sempre stata ottima da parte del dottor Bonaldo. Non c'erano candidati nostri locali, e questo spiace, avevamo detto in capigruppo ci sarà premura per il prossimo triennio, se la legge rimane tale, di magari fare dei ragionamenti. Come mai? Bravo, esatto, è vero. Sì, pensavo anche di trovare commercialisti di Portogruaro, il bando è stato fatto. Okay. Passiamo al 13° punto. Ah sì, scusa, no, scusate, sì, mettiamo in votazione anche la delibera, sì, scusate, perché... Quindi se c'è qualcuno fuori, Renato... Scusa, andiamo in votazione, Renato, scusa. Quindi poniamo in votazione la delibera, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, esatto. L'immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. La delibera è approvata, grazie. Passiamo al 13° punto, proposta di mozione sulla realizzazione di un nido di infanzia a Portogruaro, presentato dal gruppo Civici e Democratici, protocollo 29.998 del 19 maggio. Chiedo per cortesia se volete darne lettura. Grazie Presidente. Visto la manifestazione di interesse del Comune di Portogruaro all'IPAB Francescon protocollo del 13/01/2021 e la relativa risposta della residenza per anziani protocollo 625 del 21, la nota del Comitato Civico Tutta un'altra Portogruaro protocollo del 30 aprile 2021, premesso che il potenziamento dei servizi per l'infanzia è un interesse vivo nella comunità. Per realizzare questo servizio è necessario un confronto che coinvolga educatori, insegnanti, dirigenti scolastici, enti gestori, famiglie e associazioni in modo da precisare sulla base di dati e indicazioni normative le finalità e le modalità organizzative di gestione ottimali e innovative di tale servizio. L'offerta di servizi per l'infanzia a Portogruaro e nei comuni vicini rispetto al numero dei nati negli ultimi 3 anni in questa zona è lontana dall'obiettivo del 33% stabilito nel 2002 dal Consiglio europeo a Barcellona
e accolto anche dal legislatore italiano con decreto legislativo numero 65 del 2017, che dei 434 nati nel solo comune di Portogruaro dal 2018 al 2020 solo 15 frequentano la struttura di Concordia Sagittaria e ci sono 8 famiglie in lista d'attesa e che quindi si è ben distanti dall'obiettivo del 33%, pari a 143 fra bambini e bambine, suscitato, che la presenza di un nido d'infanzia a Portogruaro deve essere inteso come integrazione e potenziamento del servizio offerto da Concordia Sagittaria e che per la realizzazione di nidi d'infanzia sarà possibile accedere direttamente da parte dei comuni alle risorse messe a disposizione dal PNRR con la presentazione di un progetto, e considerato che mettere al centro i bisogni dell'infanzia significa investire sul futuro del Paese, sulla sua democrazia, sul suo sviluppo economico ed è un compito che coinvolge tutta la società civile, che è noto che oggi la maggioranza dei nuclei familiari sono senza reti perché sono aumentati i casi di famiglie monoparentali, producendo spesso situazioni di solitudine, che i servizi per l'infanzia offrono possibilità di dialogo e di incontro, favoriscono il senso di appartenenza ad una comune cittadinanza e promuovono dinamiche di coesione sociale, creando occasioni per sentirsi meno soli. Che molte ricerche hanno dimostrato che la partecipazione a programmi prescolastici da parte di bambine e bambini provenienti da famiglie svantaggiate porta ad un migliore sviluppo cognitivo con effetti sulle capacità socio-emozionali e che ciò influenza positivamente il percorso sociale e lavorativo da adulti, che il Consiglio europeo di Barcellona sosteneva l'allargamento dei servizi per la prima infanzia quale strumento per incentivare l'occupazione femminile e favorire così la parità di genere, che la fruizione di questo servizio dipende dalle possibilità economiche della famiglia, poiché il costo è alto, escludendo nei fatti proprio le bambine e i bambini che avrebbero maggior bisogno di opportunità educative, e considerato anche che con la manifestazione di interesse citata l'amministrazione comunale è orientata a realizzare il nido d'infanzia presso il padiglione San Gottardo dell'IPAB Francescon, che i pedagogisti chiamano il terzo educatore, gli spazi, le strutture, gli arredi, e che pertanto è fondamentale sceglierli con cura, che pur valutando positivamente questa intenzione si ritiene il citato padiglione più adatto ad un servizio di social housing dedicato alla terza età e non ad ospitare il servizio di nido d'infanzia, che necessita di uno studio di fattibilità tecnico-logistica fortemente determinato dagli indirizzi pedagogici esistenti e dagli obblighi previsti dalla legge regionale per gli spazi interni ed esterni, che non risulta al momento avviato, che vi sono esperienze nazionali, per esempio in Trentino Alto Adige, che integrano il servizio del nido alla natura e all'agricoltura, i cosiddetti agrinidi, che stante la vocazione e la geografia del territorio comunale potrebbero essere una proposta innovativa e interessante. Stante tali premesse si impegnano il sindaco e la giunta comunale a organizzare focus sul tema con esperienze qualificate e competenze specifiche al fine di avere le corrette informazioni per realizzare un servizio utile e innovativo per le famiglie e i bambini, a avviare un percorso di interlocuzione con il Comune di Concordia Sagittaria per definire la gestione dei 2 nidi nei territori dei 2 comuni, avviare un'indagine esplorativa con scuole ed esperti del settore per individuare strutture idonee
ad ospitare il servizio del nido d'infanzia anche in considerazione dei dati demografici esposti in premessa, che porteranno comunque ad una riorganizzazione delle strutture scolastiche. Predisporre uno studio di fattibilità dell'intero progetto in relazione alle esigenze pedagogiche e agli obblighi previsti dalla legge regionale per gli spazi interni ed esterni in collaborazione con scuole ed esperti del settore in tempo utile da poter essere pronti ad accedere ai fondi previsti dal PNRR, di elaborare un piano di tariffe che preveda che il prezzo di servizio sia accessibile in modo da favorire la frequenza anche alle famiglie a medio-basso reddito o a rischio di povertà e comunque secondo il principio che a chi ha di meno si dà di più. Alcune considerazioni a nome del gruppo, poi interverranno penso anche altri. Bene l'idea di muoversi per aprire anche a Portogruaro una sezione di nido, ma la nostra preoccupazione, ed è detta non per porre paletti o altro, proprio partendo dalle linee guida nazionali elaborate dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alla fascia di età 0-6 anni, indicano quale uno degli indicatori, degli elementi fondamentali perché si renda un buon servizio nell'istituzione di questo importante luogo dove accogliere bambini di questa fascia d'età è proprio quello che viene definito il terzo educatore. E il terzo educatore sono proprio gli spazi, gli edifici. Per cui la nostra preoccupazione, anche se nel mondo ci sono esperienze che andrebbero in tal senso, è che l'eventuale ubicazione del servizio di infanzia all'Opera Pia Francescon forse non presenta, ed è su questo che bisogna fare tutte le opportune riflessioni, non rappresenta il luogo ideale sia per la tipologia dell'edificio. Non basta imbiancare, ristrutturare o mettere a sistemazione quel tipo di giardino, ma non solo, sarebbe preferibile che un nido d'infanzia fosse contiguo a una scuola dell'infanzia, proprio perché una delle indicazioni è quella della contiguità e della continuità educativa nella fascia di età che va dai 0, per la verità dai 3 mesi ai 6 anni, ed averli vicini ci sarebbe l'opportunità anche fisica di avere questo percorso educativo integrato con il percorso rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni e dai 3 ai 6 anni. Tenete presente che la legislazione attuale già in essere prevede anche l'istituzione di sezioni primavera, si chiamano, cioè la facoltà di anticipare per quei bambini che hanno le caratteristiche di poter anticipare quel percorso, di partecipare a sezioni primavera, che è una strada intermedia fra il nido e la scuola dell'infanzia a cui accedono ai 3 anni. Allora, la raccomandazione è l'obiettivo della
mozione è quella di organizzare, ed è chiaro, no? Dei focus con esperti che possono definire bene le tipologie e tutte le problematiche per costruire un servizio di qualità. Per costruire un servizio di qualità è necessario anche che l'ente locale, che si fa promotore o realizzatore di questo servizio, abbia anche un sistema di controllo del servizio che viene reso. Ci sono anche strutture private che funzionano benissimo, ma è anche vero che la struttura pubblica permette di avere un controllo, perché un rischio nelle strutture private, e dico non tutte le strutture private presentano questi rischi, ma ci sono, è che il cambio del personale, mentre è importante che il personale abbia continuità educativa. Lo vediamo che la continuità educativa è un elemento importante per i livelli più alti di età nell'istruzione. Immaginate in questa fascia di età, tenendo presente che si può accedere per la costruzione proprio ex novo di una struttura dedicata a un nido, si può accedere ai fondi del PNRR e i primi miliardi che arrivano dall'Europa, il governo una parte di questi li ha destinati alla scuola, e per quanto riguarda la realizzazione di strutture dei nidi d'infanzia ha messo 4 miliardi e mezzo per creare 280.000 posti per bambini di questa età. Ecco, su tutti questi elementi, e siccome i tempi non sono lunghissimi, per tutti questi elementi noi chiediamo alla Giunta, alla maggioranza, di avviare un percorso che sia in tempi molto celeri per arrivare, e si arriva con un progetto che abbia le caratteristiche tali da poter partecipare a questo bando e quindi alla possibilità di avere questi fondi previsti dal PNRR. Grazie. Grazie, io direi che prima di proseguire c'era l'intervento anche dell'assessore Fagotto che si era preparata, quindi se volete sentire... Prego. Con piacere. Buonasera a tutti. Colgo l'occasione per argomentare un po' e rispondere alla vostra mozione, anche per fare chiarezza sui dati che sono a nostra disposizione. Nel senso, partiamo con il dire che è un dato ormai consolidato che in Italia da anni in generale si è ancora lontani da raggiungere l'obiettivo europeo di realizzare posti di asilo nido per almeno il 33%. Ed era anche stato suggerito dal piano Colau, suggerito un 60%, quindi siamo molto distanti ancora. Tale obiettivo è stato anche ribadito nel recente piano nazionale di ripresa e resilienza, che vede lo stanziamento, come ha già detto lei consigliere, di importanti risorse per il potenziamento di tali servizi. E anche nel nostro comune, in maniera analoga a quanto già accade a livello nazionale, i dati sulle nuove nascite sono in calo. Nel 2015 abbiamo avuto 172 nascite per un totale di 707 bambini tra un'età compresa tra gli 0 e i 3 anni. Nel 2016 173 per un totale della fascia 03698, 2017 156 per un totale della fascia 03679, 151 nel 2018 per un totale di 671, nel 2019 151 nuovi nati per un totale di 629 e l'ultimo dato disponibile ovviamente quello del 2020
per un totale di 131 bimbi, che è una bella differenza rispetto ai 5-6 anni prima, per un totale di 595 bimbi tra gli 0 e i 3 anni. Allo stato attuale quindi il Comune ha in atto una convenzione per 25 posti con il Comune di Concordia Sagittaria, anche se di fatto i bambini di Portogruaro frequentanti tale nido sono circa una trentina. Inoltre risultano funzionanti e regolarmente autorizzati nel territorio comunale un micronido di 18 posti privato accreditato ed un nido in famiglia per 6 bambini. Fino al 2020 inoltre era funzionato un ulteriore nido di 25 posti, successivamente chiuso a causa purtroppo dell'emergenza Covid. Quindi il dato dei 15 posti di bambini che frequentano il nido di Concordia mi sento di dire che non è corrispondente alla realtà. Se facciamo una disamina degli ultimi mesi, a settembre 2020 avevamo 27 bambini frequentanti, a ottobre 31, a novembre 31, dicembre 30, gennaio 2021 30, febbraio 2021 29, marzo 2021 30, ben oltre la soglia dei 25 previsti dalla Convenzione. Il numero 15, che è il dato che corrisponde al 2021, che penso che abbiamo gli stessi dati, forse verso la metà aprile erano stati forniti, di nuove domande presentate, si riferisce calcolando l'anno scolastico 2020-2021, quindi non tenendo conto dei già frequentanti e aggiungendo le nuove 15 domande arrivate. Oltre a questi 15 bambini nel 2021 rimangono ancora in lista d'attesa, questi sono i dati di aprile 2021, 9 bambini nati nel 2018, chiamati più volte e che hanno più volte rinunciato. Nel 2021, l'anno in corso, saranno eliminati dalla lista d'attesa per sopraggiunto raggiungimento dei limiti di età, ovvero i 3 anni. 8 bambini che hanno fatto domanda per il 2021 ma non ancora inseriti, 9 chiamati negli anni precedenti ma che hanno sempre rinunciato. Con l'attuale funzionamento della lista d'attesa, chi rinuncia momentaneamente all'ingresso al nido viene reiscritto in fondo alla graduatoria, è giusto anche dire questo. Dati più recenti, che al vero risalgono a questa mattina, va sottolineato che la lista di Portogruaro si è in quest'ultimo anno molto rimpinguata, perché da circa ottobre 2020 i bambini frequentanti l'asilo nido sono stati sempre ben oltre la soglia dei 25 previsti, come ho già detto, dalla Convenzione, e quindi non si sono potute effettuare molte chiamate per inserire quelli nuovi. La chiusura del Covid ha poi anche impedito un ulteriore scorrimento delle disponibilità. A seguito delle chiamate, pertanto effettuate in quest'ultimo mese, proprio il mese di giugno, per programmare gli inserimenti di settembre 2021, si è verificato che ci sono 21 bambini che si sono ritirati dalla lista d'attesa, la maggior parte perché fuori età e alcuni perché hanno trovato altre soluzioni, non avendo avuto la possibilità di avere un posto all'asilo nido. 14 sono i bambini che saranno inseriti attualmente a settembre, poi vedremo con l'avvio del nuovo anno se cambieranno un po' i dati, e 11 bambini che restano al nido per continuità. In lista ne rimangono altri 24. Di questi una decina sono andati a fondo lista perché non sono stati disponibili all'inserimento di settembre e hanno rinviato la disponibilità. 5-6 hanno fatto l'iscrizione in lista già indicando una disponibilità da fine anno. Queste sono per lo più iscrizioni nel totale pervenute tra aprile e giugno, quindi in 2 mesi. Quindi già con questi numeri andiamo ben oltre in teoria la nostra disponibilità prevista dalla Convenzione. Il progetto dell'amministrazione, della nostra amministrazione comunale, di realizzare un servizio per l'infanzia a Portogruaro, come già stato detto dal consigliere Vindigni, sono d'accordo, va nella direzione di integrare e potenziare l'offerta alle famiglie
e ben si sposa con gli obiettivi del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la formula dell'agrinido per la realizzazione dell'attività di nido, si sottolinea che tale fattispecie sia stata autorizzata dalla Regione Veneto da parte di aziende agricole del territorio, ma anche in tutto il territorio veneto sono pochissime le esperienze realizzate e nessuna nel Veneto orientale. Tale tipologia, peraltro, può essere realizzata esclusivamente da un'azienda agricola e in ogni caso valgono i medesimi requisiti strutturali e gestionali rispetto agli altri nidi previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne le richieste e gli impegni richiesti al Sindaco e a tutta la Giunta, possiamo dire che è già da qualche anno che la gestione del nido del Comune di Concordia, con il Comune di Concordia ha visto una crescente collaborazione con noi, con la nostra amministrazione. Più volte le due amministrazioni si sono incontrate e hanno pianificato le attività, le modalità di funzionamento, le modalità di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie e tutti i diversi aspetti che interessano questa gestione. I vari incontri tra le nostre amministrazioni hanno evidenziato la necessità di portare a un cambiamento gestionale che penso che tutti sappiamo che sta avvenendo. Durante gli incontri, anche gli ultimi, si è valutato di ampliare la collaborazione tra i comuni anche in relazione alla programmazione e alla gestione del nuovo centro di Fazia che si realizzerà con tutta probabilità qui a Portogruaro. A tale scopo e allo stato attuale il Comune di Portogruaro ha espresso un interesse ad utilizzare, come ben sappiamo, alcuni locali della residenza Francescon. Tale collocazione ha come obiettivo quello di implementare ulteriormente la collaborazione tra le due amministrazioni pubbliche e si muove da altre esperienze simili che si sono realizzate in tutta Italia, ad esempio a Piacenza, Roma, Aosta, Verona, Treviso e all'estero, Francia e Stati Uniti. Possiamo anche ricordare il progetto che era stato finanziato dall'Unione Europea, il progetto TOI, Together Old and Young. Il progetto ha un grande valore sociale e pedagogico perché consente alle persone anziane sia di sconfiggere la solitudine e ai bambini di godere dell'affetto e dell'esperienza di nonni aggiuntivi, offrendo ad entrambe la possibilità di cogliere il meglio dell'interazione e sviluppo di legami intergenerazionali. Il prossimo passo sarà quello di verificare la fattibilità dell'uso degli spazi e di termini di collaborazione tra le parti. Possiamo anche annunciare che a breve Francescon presenterà all'amministrazione una proposta di progetto distributivo e compositivo. Per quanto concerne le tariffe, invece, da oltre un decennio Portogruaro, insieme a Concordia, applica le tariffe agevolate alle famiglie su base ISEE, proprio per consentire un'equa compartecipazione alla spesa ed una tariffa personalizzata che tenga conto della situazione economica del nucleo familiare. Una riflessione sulla tariffa andrà fatta anche in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi faccio riferimento ai contributi alle famiglie per l'asilo nido, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, assegno unico universale che anche in questi giorni abbiamo appreso anche dai giornali. Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, ricordiamo che nel settore dei servizi per l'infanzia la presenza di una norma ad hoc ha determinato non solo solidi riferimenti di qualità, ma anche contributi finanziari che ne hanno favorito la crescita e la rispondenza a standard di qualità sempre più affini. Inoltre la deliberazione della Giunta regionale 48 indica le tipologie previste per la prima infanzia, la loro articolazione e i requisiti che devono avere per essere autorizzati e accreditati. Pertanto è evidente che nella progettazione della nuova struttura una particolare attenzione, oltre alla gestione e alla qualità delle relazioni, sarà posta anche all'ambiente e al progetto educativo. Questo era quello. Per quanto riguarda, se posso, rispetto anche a quello che lei ha detto dopo la lettura, questa è una cosa mia, parlando di personale esternalizzato o non esternalizzato. Diciamo che una diatriba è un po' una corda che tira di qua, una corda che tira di là, perché
non sempre credo che, e io lavoro nel pubblico, tutti lo sapete, non credo che sempre il personale, diciamo pubblico, mettiamola così, possiamo dirlo, possa garantire una continuità maggiore o minore di un privato. Credo che siano tutti allo stesso livello, scusate, credo che siano tutti allo stesso livello e non riesco a credere che ci possa essere una diversità tra le due categorie. Questo è il mio pensiero. Grazie Assessore. Se posso fare un'osservazione su questo, non è questione di pubblico meglio del privato, la garanzia della permanenza in genere nel privato, la gestione poi viene affidata a cooperative nella stragrande maggioranza. È anche vero che il rapporto all'interno di una cooperativa non è come nei nidi comunali, a gestione comunale, mi permetta, perché nei nidi a gestione comunale c'è una sicurezza del mantenimento del posto di lavoro. In una cooperativa, proprio perché il mercato che riguarda le cooperative è molto più aleatorio dal punto di vista giuridico delle norme, fermo restando che è vero che la legge regionale, oltre che quella nazionale, ma soprattutto quella regionale perché di competenza regionale, è una legge che prescrive un livello di qualità alto e che garantisce che il servizio che viene attivato deve essere necessariamente di alto livello. Su questo non ci sono dubbi, ma sono importanti poi i controlli, perché possono esserci, lei ben sa, controlli formali ma anche controlli sostanziali. Ok? Grazie. Pienamente d'accordo. Grazie. Altri interventi? Consigliere Reghini, prego. Diciamo che già l'assessore e il consigliere Vindigni hanno toccato diversi aspetti. Io intanto mi premuro di dire qual è il senso anche della mozione. Questa mozione non ha il senso di ostacolare il progetto dell'amministrazione. Abbiamo anche esplicitato che ben venga l'idea di fare un asilo nido a Portogruaro, sperando che sia ovviamente integrato, continui a essere integrato con l'attività del Comune di Concordia, però la nostra premura in realtà, perché in realtà ancora non è stata presentata una manifestazione di interesse, quindi non è che c'è a meno che non mi dica Assessore che avete dei tempi già definiti rispetto alla progettualità, tanto vale allora, e proprio in questo caso era anticipare un po' le cose, visto che sulla stampa diverse sono state le dichiarazioni in questo senso, di fare un lavoro anche, come abbiamo detto ieri sera più volte in diversi ambiti, proprio in previsione e con una visione ben definita. Che non significa fare questo o fare quello, ma avere delle alternative, valutare tutte le alternative e capire quali sono le alternative più confacenti all'educazione dei bambini, alle linee pedagogiche nazionali, alle esigenze dei bambini della città di Portogruaro, alle esigenze che ci sono a Concordia, insomma mettere insieme tutta una serie di cose. Mi aspetterei su un progetto come questo proprio anche delle alternative, delle valutazioni su anche delle alternative e un coinvolgimento di esperti di settore, perché l'abbiamo detto ieri per il piano urbano del traffico e qui vale lo stesso, ci sono gli medici, ci sono diversi medici, ci sono diversi ingegneri, ci sono diversi settori di intervento anche nella formazione e nell'educazione. Quando si è formatore o insegnante o educatore ad un livello che va dai 10 in su è diverso da essere un educatore di una fascia di età che è compresa dagli 0 ai 6 anni. Questo per dire che non ha nessun obiettivo di ostacolare, ma di avere una visione e di costruire qualcosa che, passatemi questa frase senza che sia né polemica né offensiva,
non vorrei mai che per metterci la medaglia di aver fatto un asilo nido, perché dobbiamo farlo perché da anni che se ne parla, poi si rischia di fare qualcosa che di fatto poi non serve, perché mi pare che con il Covid abbiamo proprio avuto chiaramente, e qui fra noi ci sono diverse mamme e io, la consigliera Ret, che sa direttamente sicuramente cosa significa vivere un servizio di asilo nido, è un servizio che vediamo che serve. Io devo anche dire la verità, che credo sia anche importante ragionare proprio con le famiglie in previsione, perché se non coinvolgete le famiglie da prima e proponete un progetto che già, cioè io non ho contrarietà a quello che mi ha detto, noi non possiamo esprimere contrarietà, però io credo che sia fondamentale iniziare a costruire una visione, un progetto a partire da chi il servizio lo usufruisce. Premettendo anche che c'è un'altra problematica che parlando con i genitori, ma forse magari se vuole la consigliera Ret poi mi aiuta in questo, sicuramente ci sono delle carenze anche su che cosa significa portare i bimbi al nido, perché i bimbi al nido non vuol dire scaricare i bambini, ecco perché il consigliere Vindigni ha parlato di attenzione alla parte educativa e formativa che come ha citato ci sono le linee pedagogiche 0-6, perché c'è proprio il sistema integrato 0-6. Ecco, perfetto. Significa costruire qualcosa che mette le basi ad una formazione che si conclude a 18 anni. Leggevo le osservazioni del Movimento di Cooperazione Educativa proprio alle linee pedagogiche. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta dai Paesi membri dell'ONU nel 2015, prevede di fornire un'educazione di qualità equa e inclusiva e garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbia uno sviluppo infantile di qualità ed un accesso a cure di istruzione prescolastiche così da essere pronti alla vita primaria, e parlano che il modello di continuità ovviamente prevede un sistema 0-6, addirittura le linee pedagogiche potrebbero costituire in questa direzione l'occasione per cominciare a delineare non l'immagine del bambino 0-6 ma la visione di un percorso di sviluppo 0-18. Io credo che dopo, e spero di sbagliarmi, ma secondo me continuerà questa pandemia, spero vivamente di no, ma temo di sì, sia fondamentale anche nel piccolo, pur non avendo noi potere di decidere cose a livello più organizzativo e normativo, iniziare a prendere con il piede giusto anche questo tipo di indicazioni. E se non parliamo con i genitori, che fanno anche un po' a volte fatica a mandare i bambini al nido perché trovano soluzioni, lo vediamo anche quando si tratta di dire volete tenervi le classi aperte, cercate di fare il pomeridiano alle elementari, e dicono li portiamo dai nonni perché è più comodo. Ma se noi offriamo servizi di qualità, se noi abbiamo personale capace, se noi seguiamo un percorso serio, forse anche non è solo un aspetto negativo o il luogo dove allocare il bambino che non so dove metterlo, perché purtroppo speriamo che non ci licenzino tutti fra pochi mesi, abbiamo necessità, si lavora in due in famiglia. E quindi chiaramente la questione secondo me è fondamentale, quindi prima di tutto le famiglie, coinvolgere i genitori, capire quali sono le esigenze, capire anche quali sono i fabbisogni, cercare di capire qual è la sensibilizzazione corretta ad un utilizzo di un servizio di tale tipo. E poi l'altra cosa fondamentale, ne abbiamo parlato prima rispetto alla Tari, è fondamentale la questione delle tariffe, e anche su questo, qui non è che stiamo facendo polemica su quello che è il lavoro o si mette in crisi o in dubbio, ma il problema è che se io ho un bambino e la tariffa mi costa di media 500 euro e siamo in due a lavorare a 1200 euro, come diceva la consigliere senatore, cioè diventa difficile poi sostenere le spese. Se ne ho due, io addirittura, e credo che anche su questo Maria Teresa penso che ci siano diverse mamme che abbiano anche 3 figli e tutti in età 0-3,
E cosa facciamo con questi, cioè come sosteniamo queste? In questo senso è rinnovare un piano tariffario, aumentando, come si diceva prima, anche l'aspetto dell'ISEE, perché è un servizio che diventa fondamentale. Se nelle aziende non ci sono asili nido, è chiaro che il pubblico deve diventare qualcosa dove non dico la totale gratuità, ma l'ampia agevolazione per la maggior parte delle famiglie a medio e basso reddito, perché attenzione anche alla questione del medio reddito, perché se io ho 3 figli e guadagno comunque in maniera media, ma comunque non è che guadagno 10.000 euro al mese, comunque la spesa incide, tra la Tari e la mensa e questo e quell'altro, cioè la cosa diventa pesante. Quindi in questo senso abbiamo dato queste indicazioni e credo che sia fondamentale se vogliamo veramente costruire un progetto educativo di qualità. Grazie. Grazie consigliera Righini. Consigliera Zanutto, prego. Sì, buonasera a tutti. Allora, io mi auguravo che, avendo già affrontato un consiglio comunale pesante ieri sera, questa sera si potesse veramente andare abbastanza sereni. Allora mi ritrovo adesso che finalmente questa amministrazione presenta un progetto per un asilo nido, sentito da tutti, sentiti da famiglie, sentite dai padri, dalle madri, tutti quanti. Allora io ho sentito fino adesso su questa mozione solamente sì la proposta, ma indicazioni su come deve fare, quanto deve costare, chi deve assumere, fate corsi, dovete fare questo, ma scusate un attimo, voi credete che questa amministrazione comunale non sia in grado di riuscire a gestire o comunque a fare qualcosa per un asilo nido? Credete che un disegno che viene da un'istituzione come i servizi sociali, da un assessore che ha studiato e che si è rapportata con altri asili nido, non sia in grado di indicare quale sia la strada migliore per dare un sussidio alle famiglie e un aiuto ai bambini? Cioè, ma quello che mi sconvolge un momentino è la vostra perentorietà nel dettare le cose. Invece di fare una mozione e di comunque sviscerare tutti i vostri contenuti legittimi, vi foste fermati a questo, noi saremmo anche rimasti un attimino contenti. Ma è partita una critica a raffica, cioè finalmente dico c'è un bellissimo disegno, in previsione qua a Portogruaro il posto non va bene e la cooperativa non va bene e dopo siamo tutti a casa, magari consigliera, io avessi 2 persone che lavorano in casa, invece lavoro solo io. E pensi che quando lavoravo solo io ho pagato la babysitter per 6 anni. Non sto dicendo che tutti devono farlo, ma è vero che gli aiuti ci devono essere per le famiglie, ma mi permetta, se 2, nel caso che ha fatto lei, guadagnassero 1.200 euro al mese, che sono 2.400 euro al mese in una famiglia, con tutto il rispetto, credo che anche se un asilo nido costasse 500 euro, io credo che insomma con 3 o 1.900 euro, io adesso non so quale sia il suo tenore di vita, ma mi crede che io prendo quella cifra lì ma tengo 2 figli e non mi vede che muoio di fame, ma non sto facendo un elogio a me, sto dicendo che in questo momento veramente avete fatto una critica assolutamente inopportuna in questo momento, credetemi, perché la volontà di fare le cose bene c'è, l'abbiamo dimostrato in questo momento, non potete continuamente attaccare, non va bene così. Noi apprezziamo il fatto di questa mozione e delle indicazioni, ma non che cominciate già a criticare il fatto di come si fa e dove dobbiamo andare a fare. Io penso che abbiamo un assessore che è preparata, tutta la giunta è preparata, un assessore al bilancio che sa benissimo dove si possa andare a vedere, dove ci siano dei contributi da prendere per l'ISEE e ancora dobbiamo sentirci dire come dobbiamo fare. Io vorrei sapere come mai fino adesso non è mai stato fatto. Buonasera. Scusi Presidente, grazie, secondo intervento e poi è finito. Sì, no, tanto io e i miei colleghi che possono parlare. Allora, premesso che mi rivolgo direttamente all'assessore Fagotto,
No, io premetto che non avevo nessuna intenzione, nessuno di noi ha intenzione di offendere, criticare o dare indicazione su quello. Io non ho offeso nessuno e non mi sono neanche permessa di dire qual è il mio tenore di vita o quant'altro, perché il tenore di vita di tutti quanti è pubblicato su internet, visto che ci chiedete la dichiarazione dei redditi. Bene, allora ognuno qui giustamente, e questo è un grossissimo problema che hanno le famiglie, che devono pagarsi giustamente le babysitter, che costano tanto quanto un nido, perché non costa, ho fatto un esempio, ma e costano anche di più. Quindi giustamente penso che sia opportuno fare delle riflessioni. Chiedo anche scusa all'assessore Fagotto se per caso si è ritenuta offesa di quello che abbiamo detto, ma credo proprio di non aver attaccato nessuno, anzi ho introdotto dicendo che il senso della mozione non aveva nessun senso polemico, ma voleva solo essere uno spunto anche per... magari sbaglio le parole, ma magari la consigliera Zanutto me ne proporrà altre e mi correggerà lei, ma in questo momento mi viene difficile, anche per evitare di fare delle cose, non degli errori, ma delle cose che possono essere poi penalizzanti su un servizio che crediamo tutti, perché da quello che ho sentito dall'assessore Fagotto credo che lei abbia intenzione di fare un progetto con un peso e con un senso. Io non sto dicendo che quel progetto non va bene, io sto dicendo, anche perché non c'è un progetto ancora. Io sto solo dicendo, cerchiamo di definire le cose partendo con le basi corrette. In tante occasioni abbiamo detto che ci sono scelte dell'amministrazione che ci piacciono anche, ma nelle metodologie le cose poi non vanno come dovrebbero. In questo caso abbiamo solo cercato di indirizzare in questo senso e siamo assolutamente a disposizione per qualsiasi tipo di suggerimento, di confronto, anche perché comunque anche nella minoranza ci sono competenze espresse, specifiche in questo tipo di settore. Quindi era semplicemente aprire una discussione su qualcosa a cui credo tutti teniamo, e credo per prima l'assessore Fagotto, che giustamente ha fatto una sua relazione anticipandoci delle cose che noi non potevamo sapere, che con la mozione ha avuto modo di poter già iniziare a ribadire. Prima di dare la parola, se mi permettete da Presidente del Consiglio, faccio una proposta, perché dalle discussioni, cioè quindi sarebbe un peccato vedere una mozione bocciata su questo argomento, perché si richiama anche a non idoneo Francescon, quindi la maggioranza ve la boccerebbe. Siccome l'argomento è talmente bello, interessante, io vi proporrei il ritiro della mozione per non bocciarla e non mortificare anche i vostri interventi, e siccome non abbiamo ancora strumenti, non abbiamo ancora proposte, non abbiamo ancora piani, abbiamo tutto il tempo per riprenderli in mano tutti assieme in eventuale commissione, secondo me io ve la faccio come proposta e dopodiché ragionateci su. Presidente, noi sulla Francescon nella mozione non esprimiamo un giudizio di merito, noi diciamo con la manifestazione di interesse. È stato il mio intervento a paventare una possibile criticità. Mi pare di essere stato molto chiaro e ho rammentato come ci sono esperienze all'estero, tipo Canada, dove i bambini, i nidi, sono inseriti in strutture dove sono presenti anche anziani, ma il tutto costruito con progetto educativo all'origine, ok? Quindi la nostra perplessità è nata proprio dal inserire in quella struttura, che è un palazzo storico, che ha spazi non adeguati, abbiamo fatto riferimento al terzo educatore, per cui non c'era nessuna polemica, nessuna sicumera di dire bisogna fare così, poi è l'amministrazione che deve realizzare questo. Volevamo dire
se lo facciamo, siamo ben contenti di farlo, facciamolo in modo che questa fascia di età sia inserita in una struttura e seguendo le linee pedagogiche. Tutto qua. Ok, comunque fatemi sapere, parlatevi un attimo. Nel senso, la vogliono bocciare. È un peccato, no, è un peccato contrapporre. Prego, consigliere Ret, io la propongo. Grazie Presidente. Sono d'accordo con molte cose che sono state dette. Una della consigliera Arreghini, che secondo me ci porta a chiudere questo Consiglio Comunale chiudendo il cerchio con la primissima battuta. Io sono convinta, fermamente convinta, che alcuni temi, l'asilo nido e l'hospice con cui si è aperto il Consiglio Comunale, non debbano essere temi legati a un partito, a un gruppo, a un movimento, perché sono della città. Per cui secondo me più è larga la partecipazione, la discussione, più sarà importante. Per cui io credo che si possa anche pensare che la sua proposta sia accoglibile. Perché? Perché è chiaro da quello che ha detto l'assessore Fagotto che il bisogno c'è. Nonostante il comune di Portogruaro abbia, si sia adoperato per andare oltre i posti che ci sono in convenzione, comunque il bisogno c'è. E ormai l'ora è tarda, scendendo nel personale, di quei 21 bambini che non hanno potuto accedere a quel servizio perché non c'era posto, ecco, io so molto bene cosa significa. E quindi per questo dico, non è un tema che può avere bandiere, medaglie e appartenenze politiche e partitiche. Il bisogno c'è, le opportunità ci sono e anche le risorse ci sono e sono talmente, come posso dire, importanti da tutti i punti di vista che forse veramente meritano da parte di tutti una discussione, una riflessione più ampia. Mi permetto solo una cosa rispetto alla Francescon. Io insegno in un altro ordine, per cui non ho competenze formative in età prescolare, chiamiamola così, 0-3. E da mamma non ho competenze formative, cerco ogni giorno di farcela, ma insomma è un'altra cosa. E quindi non ho la capacità in questo momento di dire se il luogo che è stato oggetto di interesse sia adeguato o meno, però è anche vero che essendoci opportunità così importanti che l'assessore al bilancio sicuramente, come ha detto la consigliera Zanutto, saprà indicarci, forse si può anche pensare, ma pensare insieme, proprio per la premessa che ho fatto, che ci può essere anche l'opportunità di una soluzione diversa, una costruzione nuova, cioè è tutto da fare, però veramente facciamolo insieme, facciamo che questo non abbia bandiere, questo come l'hospice con cui si è aperto il Consiglio Comunale con la citazione di quello che è successo purtroppo alla consigliera Bravo e il coinvolgimento veramente da utente io lo sento importante, anche per questo credo che una riflessione ulteriore sia doverosa. Lei, Assessore, ha citato velocemente nella sua relazione, velocemente perché non poteva fare una relazione di 50 pagine stasera, al cambio di gestione in essere. Anche questo credo attualmente, puntualmente, no? Possa essere oggetto di una riflessione e di un coinvolgimento delle famiglie che stanno vivendo questo cambio di gestione, perché noi stiamo ipotizzando il futuro parlando di asilo nido, però c'è una quotidianità e mi pare di rilevare, ma questo sarebbe bello fare anche una commissione, io mi permetto di suggerire allargata anche con il Comune di Concordia, mi pare di rilevare insomma dalle persone che io frequento, che inevitabilmente fanno parte di questo ambiente, che il cambio di gestione stia sollevando qualche paura nelle famiglie, per cui chiedo, se posso, che in una commissione ad hoc ci sia anche magari il Comune di Concordia, perché appunto allargare su questo tema più che in altri
è veramente, secondo me, prioritario. Grazie consigliere, quindi prego consigliere Terenzi. Grazie signor Presidente. Intervengo anche per dare risposta alla sua sollecitazione. Lo farò al termine dell'argomentazione, che cercherò di fare in termini sintetici, insomma. Allora, innanzitutto confermo che l'intenzione nostra, collega Zanutto, non è quella di insegnare alla Giunta come deve fare, perché a parte il fatto che la Giunta rappresenta l'esecutivo e noi siamo consiglieri comunali, quindi abbiamo anche due piani e due livelli diversi, ma se si legge attentamente la mozione, quindi al di là dei commenti o al di là di... perché l'abbiamo curata questa mozione, cioè gli estensori del nostro gruppo su indicazione di merito e di indirizzo l'abbiamo curata anche nella terminologia, correttamente, se la dobbiamo presentare in consiglio non può essere ovviamente un'argomentazione esclusiva, deve essere un'argomentazione inclusiva, cioè che pone il tema, perché mi pare che stasera abbiamo detto tutti che è una cosa da farsi, mi pare, e io l'ho colto anche, e la ringrazio, dalle argomentazioni che ha posto l'assessore, perché l'assessore ha detto delle cose importanti. Prima di tutto ha detto qual è lo stato dell'arte, quindi rispetto al sistema d'offerta, primo. Secondo, ha fatto un'analisi della domanda, questo è fondamentale, analisi della domanda, bisogna capire come si sostanzia e come evolve anche la domanda da questo punto di vista. Non è che possiamo, e sono buoni punti di partenza, e nella sua relazione alla fine mi è parso di aver colto che ci sono gli elementi per dar corpo a questo progetto, mi pare di aver capito. Francescon, non Francescon, io dico il progetto di un asilo nido a Portogruaro che integri il sistema di offerta che attualmente si è consolidato. Bene. 2. Il PNRR ha detto che è una delle priorità, lo ha detto, è scritto nelle schede di riferimento sull'obiettivo 5 o 6, non mi ricordo, c'è il discorso dell'asilo nido, e non tanto e non solo perché siamo abbondantemente sotto gli standard europei, ma perché da un punto di vista sociale, fra l'altro l'emergenza sanitaria ha fatto emergere ancora di più, come è accaduto anche per altri temi, per altre questioni, per altri settori, ha fatto emergere ancora di più questo fabbisogno. Terzo, ci sono risorse che arrivano. Risorse che arrivano e che ci consentono di addivenire ad un progetto a tutto tondo, che tenga conto non solo dei fattori impegnati e del personale che deve essere di elevata qualificazione impegnato, ma ci consentirebbe anche di fare dei ragionamenti sulla logistica, sulle strutture, perché abbiamo detto che da un punto di vista educativo e pedagogico anche questa ha la sua valenza. Noi abbiamo citato documenti di rango europeo e di rango italiano, con l'impronta pedagogica educativa che naturalmente deve orientare una progettazione di questo tipo, perché si parte dal bambino, il sistema bambino, il centro è il bambino, anzi è l'infante. Ecco. Quarto, per fare un asilo nido, lo sa meglio di me l'assessore perché lavora in ambito sanitario, ecco, ci vogliono dei requisiti di dotazione di personale, ma dei requisiti anche tipologico-strutturali molto impegnativi, perché l'asilo nido è uno dei servizi alla persona più impegnativi da questo punto di vista. E allora, se mettiamo insieme tutte queste cose, noi non possiamo confrontarci, virgolette, con un piglio polemico, nel senso di dire voi volete insegnarci come fare, ma noi abbiamo già delle idee. Io dico che il momento è fecondo affinché questo Consiglio, noi siamo consiglieri, quindi non entro nelle competenze
competenze dell'assessore, ma noi siamo consiglieri. Il momento è fecondo affinché si possa in qualche misura esprimere una riflessione comune, magari agganciata anche a Concordia, perché sta questione qua, anche il Comune di Concordia mi pare aver inteso che ha qualche difficoltà, e non solo rispetto alla domanda, ma anche rispetto al sistema d'offerta, no? E allora mi pare che sia fecondo il momento per ragionare in termini di territorio, di area anche più vasta rispetto al Comune, e perché fra l'altro abbiamo questa coincidenza così importante che potrebbe anche aprirci le porte ad una realizzazione di elevato rilievo, ecco, a tutto tondo, come ho detto. Ecco. Allora, proprio per queste ragioni noi accettiamo la proposta del Presidente Mascarini. Del resto anche nei 5 anni scorsi lo abbiamo fatto su diversi temi, e ho visto che alla fine poi, alcune volte quantomeno, siamo addivenuti ad una valutazione comune. Ecco, io credo che sia la cosa migliore che si aspetta la comunità di Portogruaro su questi temi, perché questi sono davvero i temi, come i precedenti, che attraversano la vita quotidiana. Le persone si alzano al mattino presto e sono attraversate da questi problemi, quindi noi dobbiamo dare anche un'autoevidenza del fatto che ne abbiamo compreso l'importanza e vogliamo in qualche modo addivenire ad una riflessione comune per poi dare degli indirizzi all'esecutivo, perché voi siete l'esecutivo e noi siamo i consiglieri comunali. Ecco, quindi questo per dire che accettiamo, convochiamo una commissione, magari mettiamoci anche d'accordo fra capigruppo, come volete, per vedere come comporre il percorso, ma facciamolo sto percorso, ecco, perché è uno dei problemi più acuti e anche più, come dire, eloquenti, e anche che ci presenterebbe delle opportunità importanti che possiamo affrontare. Ecco. Grazie consigliere Terenzi, quindi tecnicamente lei con la dichiarazione l'ha ritirata. Ok. E poi io avevo lasciato dentro anche la proposta di ordine del giorno sull'Attari, perché tecnicamente la dovete ritirare comunque voi, se la ritenete superata, diciamo, dalle votazioni del Consiglio. Esatto, sì. Su questa questione, signor Presidente, noi... Posso, prima di passare, una riflessione. Io credo che seguendo le considerazioni che ha fatto la consigliere Rett e il nostro capogruppo, e registrando una disponibilità del Presidente del Consiglio, io credo che al di là delle procedure del passato, io credo che si dovrebbe tentare, signor Presidente, mi rivolgo a lei, tentare una metodologia di coinvolgimento diversa, nel senso che il comune sopra 25.000 abitanti non è un caso che la giunta sia separata dal Consiglio e il Presidente del Consiglio non sia il sindaco, proprio, voglio dire, per dare valenza al Consiglio comunale. Quindi io credo che la funzione del Presidente del Consiglio, cosa che abbiamo sempre fatto e non responsabilizzo nessuno, è quella di come posso dire, coinvolga il Consiglio solamente quando la Giunta lo richiede, quando c'è un Consiglio, quando ci sono delle urgenze. Io credo che il Presidente del Consiglio su alcuni temi possa autonomamente, voglio dire, sentire il Consiglio comunale attraverso gli strumenti che ritiene più opportuno, proprio per addivenire, voglio dire, a una discussione che consenta anche a chi ci segue di cogliere, voglio dire, le diverse opinioni. E io credo che possiamo proprio cogliere questa occasione, l'ho detto sull'hospice, sull'asilo nido, ma ci sono tantissimi temi che secondo me, signor Presidente, sarebbe opportuno che lei può, voglio dire, perché conosce i problemi come li conosciamo noi, e quindi io credo che ma questo per aiutare l'esecutivo anche, mica e anche per porre le priorità all'ordine del giorno, perché sennò corriamo il rischio di seguire e non, voglio dire, di governare i processi. E questo, ripeto, l'ho fatto perché mi sembrava spiacevole andare in contrapposizione, quindi è stato, credo, un
buon atto e che avrà il suo seguito. Sull'altro ci dica lei, consigliere Terenzi. Allora, l'ordine del giorno è stato presentato precedentemente. Scusate, ma è finito il punto precedente? Posso dire una cosa soltanto del punto precedente, consigliere Terenzi? Vi rubo un secondo. Io sono stato invitato dal gruppo Tutto un'altra a Portogruaro al seminario che fanno dopo domani sera. Io purtroppo ho un impegno per pregresso fissato da tanto tempo e quindi non potrò esserci. Spero che il convegno, questo seminario, sia di vero approfondimento e vi aspetto il giorno dopo per riassunto Bignami e capire come vi siete confrontati. Grazie. Sì, fra l'altro è anche importante che nella comunità ci siano iniziative. Ripeto, io lo ripeto spesso, ma abbiamo bisogno che crescano queste iniziative. Sono iniziative di cittadinanza attiva e sono iniziative che accrescono il capitale sociale e di questo poi ne godono tutti. Ne gode la comunità per il principio di sussidiarietà, ma ne gode anche l'amministrazione, perché l'amministrazione ha degli interlocutori nella comunità con cui può confrontarsi. Dipende sempre dall'intelligenza degli interlocutori. Sono d'accordo, ci deve essere intenzione, ci deve essere fiducia reciproca, ci deve essere reciprocità, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, noi abbiamo presentato precedentemente questo ordine del giorno. Scusi, mi sto rivolgendo al collega Terenzi. Volevo capire se questo punto viene ritirato o si continua con dei corollari che poi sono sub dei corollari rispetto a questo tema qua, perché il fatto che il Presidente del Consiglio responsabilmente abbia teso una mano al gruppo di opposizione dicendo guardate che forse è il caso che la ritiriate perché oltre a fare una brutta figura, perché potrei anche dimostrarvelo, ci avete fatto perdere anche tempo, allora o si ritira il punto o si continua. È ritirato. No, perché il collega Terenzi, scusi Presidente, continuava a fare delle sub-riflessioni alle riflessioni e non si capiva più se stavamo parlando ancora della mozione sull'asilo o se stiamo parlando del punto successivo che peraltro è superato dalla storia, quello sulla proposta di ordine del giorno sulle tariffe Tari 2021. Allora volevo capire qual era il confine di discussione, tutto qua senza nessun intento polemico. Lo dico io, il consigliere Terenzi ha fatto una piccola chiosa su un intervento del sindaco. Adesso andiamo al punto dell'ordine del giorno Tari e il capogruppo Terenzi si fa sapere se lo ritengono superato. Io mi rendo conto che siamo un po' tutti stanchi e affaticati, ma stiamo tutti facendo del nostro meglio e quindi dobbiamo esercitare la pazienza di ascoltarci reciprocamente. Detto questo, questo è un tema di cui abbiamo parlato, avevamo proposto questo ordine del giorno nella scorsa sessione, se non ricordo male, del Consiglio Comunale. È vero che ci sono stati degli sviluppi rispetto alle intenzioni manifestate dall'amministrazione, in particolare anche dall'assessore, però non abbiamo atti formali da questo punto di vista. Quindi, secondo noi, questo ordine del giorno è ancora attuale. Io sarei nella condizione e nella volontà di leggerlo, non faremo discussione perché abbiamo già in qualche misura contribuito alla discussione stessa su questo medesimo tema e quindi poi lo proponiamo alla valutazione del Consiglio. Esatto. Grazie Presidente. Visto la delibera del Consiglio Comunale numero 72 del 29/12/21, il decreto legge sostegni bis, la nota metodologica stimataria e tari corrispettivo del decreto 59033 del 1 aprile 21, premesso che il decreto legge sostegni bis concede 600 milioni ai comuni
per finanziare la riduzione della Tari dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni dell'esercizio dell'attività. Tale normativa prevede che in caso di mancato utilizzo delle risorse i comuni dovranno restituire nel 22 i fondi allo Stato. La norma prende atto del fatto che nel 20 i comuni non hanno impiegato tutte le somme destinate e quindi dà la possibilità agli stessi di utilizzare tali risorse per finanziare riduzioni 21. Tali riduzioni possono anche essere finanziate dal Comune stesso con risorse proprie aggiuntive, prevedendo che gli sconti in questo caso siano finanziati con risorse di bilancio. Le somme stanziate dal decreto legge citato sono riferite alle utenze non domestiche, ma lo stesso decreto consente al Comune di destinare risorse di bilancio proprie o le risorse non impiegate nel 20 per finanziare le riduzioni che prevede di applicare alle utenze domestiche. Considerate che il PEF per il servizio rifiuti per il 20 è stato approvato da parte del Consiglio di Bacino, i tempi per l'approvazione delle tariffe conseguenti devono essere approvati entro il mese di giugno 21, con tempi ristrettissimi tenendo anche in considerazione l'iter consigliare, che nel 20 lo Stato ha trasferito al Comune di Portogruaro 326.662 euro per agevolazioni diverse, fra cui utenze domestiche e non domestiche Tari, che l'amministrazione comunale nel 20 ha utilizzato tutte queste risorse perché ha attivato agevolazioni solo per, non ha utilizzato tutte queste risorse perché ha attivato agevolazioni solo per le utenze non domestiche e non per quelle domestiche. La ripartizione delle somme tra gli enti interessati previste dal decreto legge succitato sarà attuata con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge sostegni bis, tempistiche che non coincideranno con quelle previste per l'approvazione di regolamenti e tariffe Tari 21. Il Comune tuttavia può stimare un contributo 21 pari circa al 79% delle somme che gli sono state riconosciute nel 20 per le utenze non domestiche, pari circa a 250.000 euro per il Comune di Portogruaro. Stante tali considerazioni si impegnano Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale a rivalutare, come più volte anticipato dall'amministrazione stessa, le tariffe della Tari individuando le risorse finanziate da prevedere per le riduzioni delle stesse sia per le utenze non domestiche per venire incontro alle imprese e alle attività commerciali, sia per quelle domestiche per venire incontro alle famiglie. Utilizzare nel 21 le risorse che non sono state utilizzate nel 20 per la riduzione della Tari 21 delle utenze domestiche. Grazie consigliere Terenzi. Allora io pongo in votazione l'ordine del giorno. Manca qualcuno? Vabbè. Chi è favorevole? 6 favorevoli. Chi è contrario? 8. L'ordine del giorno, astenuti non ce ne sono, è comunque respinto. Grazie. Questo era l'ultimo punto, quindi io vi Presidente, saluto. posso dire solo una cosa? Ah sì, prego. Onde evitare di incorrere in incomprensioni, visto quello che abbiamo discusso prima, so che domani c'è un incontro organizzato per parlare del nido. Io non potrò essere presente non perché non voglio, ma perché per impegni precedentemente presi che io non riesco a rimandare. Lo dico qua in Consiglio in modo tale che sia chiaro a tutti. Grazie Assessore. Dopo vedranno, insomma. Io saluto il pubblico che ci segue da casa, chiudo la seduta e vi do indicativamente verso fine mese che ci sono gli equilibri di bilancio che sapete che